aspetto mille scuse, come sempre da te. Sei un fiume di parole dove anneghi anche me. Che bravo che sei, ma questo linguaggio da talk show cosa c'entra con noi? Provo un unico rimedio che adotto da un po'. La mia testa chiude l'audio, la storia la so. Sei fatto così, dovrei limitarmi oramai a dirti di sì. Fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore se vuoi, ora parla con lui. Tu che gridi in un dialetto che non è più il mio, io che perdo il tuo rispetto, sarebbe meglio un addio. È come in un film, il classico film, dove lei farà la pazzia. Fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore se vuoi, ora parla con lui. Vorrei fermare un'immagine, sentirla entrare dentro di me. Un tuo silenzio più complice vorrei. Fiumi di parole tra noi, se vuoi, ora parla con lui. Fiumi di parole tra noi. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore se vuoi, ora parla con lui. Sottovalutare. Buongiorno, buongiorno, parliamo subito con un ospite, anzi sono due ospiti, ma in presenza abbiamo Emanuele Crosato, primo mandato civica, sindaco di Cessalto. Buongiorno sindaco. Abbiamo collegato da Livorno e siamo in barca con Alfredo Giacon, scrittore ambientalista. Buongiorno, dopo tanto Giacon, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori. Che invidia, guardate dov'è Giacon, guardate l'immagine di Giacon. Grazie comunque Giacon di essere qui con noi, ma io partirei proprio dal sindaco Crosato per cercare non di capire, perché è difficile capire quello che sta succedendo con certi giovani, non tutti, perché fortunatamente i buoni sono molto di più, però basta uno, questa mela marcia, che veramente non si riesce a capire dove vogliono andare a parare, perché farsi così tanto male e fare soprattutto tanto male a tante persone che magari non c'entrano niente, o uno sgarbo, una parola, uno sguardo, ma si può arrivare a tanto, ormai i coltelli girano come fosse niente. Prego sindaco. Sì, intanto grazie dell'invito Mirella, che dai sempre voce agli amministratori, soprattutto quelli più piccoli e meno difesi e meno forti. Sì, è un po' una triste realtà che stiamo vivendo questi giorni, però chi è in mezzo alla strada, come noi amministratori, la vede tutti i giorni e vedono le difficoltà di queste anche nuove famiglie. Perché se tu vai a vedere poi i casi singoli, vedi che sti ragazzi hanno problemi familiari che non sono stati risolti e quindi queste cose si acutizzano e diventano dei veri e propri criminali. Cioè, non dobbiamo aver paura di dirlo, cioè, sono criminali a quel punto. È vero però che sempre, da quando c'è la storia, ci sono stati problemi sulle famiglie. Una volta c'era la miseria, non c'era niente da mangiare, non c'erano gli strumenti che hanno adesso, però c'erano i valori e il rispetto che questi genitori, anche con molti sacrifici, con pochissimo che avevano in casa,
riuscivano a trasmettere a questi ragazzi. Per carità, le birrichinate le hanno fatte sempre tutte e di più, però arrivare a questi livelli vuol dire che manca il primo anello della catena, che è la famiglia. I divorzi non si contano, le separazioni nemmeno, ormai sono fratelli, sorelle, genitori. Ecco, questo anche il non rispetto, a mio avviso, del genitore stesso, perché io sento tanti ragazzi proprio che usano delle parole verso i genitori che sono da rabbrividire. Questi genitori che lasciano dire, lasciano fare, perché il silenzio e dire di sì al posto del no è molto facile, perché il no comporta che ti devi mettere in gioco, il no è difficile dopo da gestire. Cosa ne pensa Giacomo? Sono completamente d'accordo, assolutamente. Noi viviamo in un momento storico in cui è più facile dire di sì, è più facile non prendersi le responsabilità che i nostri genitori si prendevano, non si ha voglia neanche comunque di cercare di salvare i rapporti personali con l'altro partner. Di conseguenza siamo in un momento di lassismo in cui tutti quanti sono bravi a parole, ma poi quando capita a tutti di doversi mettere in gioco, di doversi di dover dare un esempio, ci si trovano mille scuse e non si fa niente. Non si fa niente, si è assorbiti completamente, non so da che valori, da stereotipi che sono assolutamente sbagliati, e il risultato è questo alla fin fine. Noi adesso, per esempio, io sono in barca perché qualcuno pensa che sia solo in vacanza, invece è anche vacanza perché è sicuramente un ambiente bellissimo. Dove si trova di bello? Ci racconti anche Giacomo, così stacchiamo anche un po' la spina. E di preciso dove si trova? No, siamo nel porto di Livorno pronti per andare all'isola d'Elba e proseguire il viaggio poi verso l'isola del Giglio, Giannutri e a sud. E a bordo qua c'è fermento perché si deve partire, ma questo è un Giro d'Italia che ci porterà, siamo partiti dall'Erici, ci porterà fino a Trieste, dove parteciperemo alla Barcolana a ottobre. Questo Giro d'Italia viene fatto con uno scopo non solo sportivo ma anche ambientalista, come tutte le mie iniziative. Stanno inquadrando la sua gamba, Giacomo, guardi che c'è la sua gamba inquadrata. Siamo abituati a vedere quelle delle donne, veramente. Quelle degli uomini devo dire che è la prima volta che la vedo proprio. No, mi scusi, ma volevo dirglielo perché era proprio inquadrata questa gamba. Comunque, ecco, si fa capire che però lo sport è vita, lo sport sono regole. Ecco, io parlavo prima col sindaco Crosato che forse a questi ragazzi manca proprio questo. Ecco, non fanno sport, pochissimo, le scuole poi non ne parliamo, 2 ore, in Europa ne fanno 6, 5, 6, noi siamo 2 ore. Forse lo sport potrebbe migliorare la qualità della vita di questi ragazzi. Cosa ne pensa Giacomo? Ma assolutamente, lo sport è da palestra non solo fisica ma mentale, di vita, di rapporti. Lo sport però adesso io non voglio andare contro il calcio, ma comunque ci sono degli sport, a prescindere dal calcio, come comunque il rugby, che per esempio in Veneto è molto seguito, il basket, che ti danno il senso della squadra, dell'appartenenza, del sacrificio che fai per il compagno, non c'è il protagonismo. È una palestra di vita fantastica che i genitori devono assolutamente indirizzare i ragazzi in questo, perché è una scuola di vita importantissima e che dà dei valori sani. Questa è la cosa che è importante, i valori sani che sono nello sport. Poi ci sono degli sport in cui tu sei immerso in un ambiente naturale, come può essere la corsa, come può essere anche la bicicletta, e ti porta anche a vedere quanti problemi ci sono nella natura, quante problematiche noi dobbiamo affrontare, ma più che altro noi, le generazioni che verranno dopo, sono quelle che avranno anche i risultati peggiori, non solo da un punto di vista economico, con i debiti che stiamo facendo come nazione, ma anche con i comportamenti che abbiamo e con la poca attenzione che c'è da parte della politica nazionale, intendo dire, riguardo alle tematiche ambientaliste.
Tanto è vero che io ho avuto, e lo dico spesso in trasmissione, il presidente del CONI regionali che è molto arrabbiato perché è la regione dove si investe meno sullo sport, si ricevono meno soldi di tutte le altre regioni. Lui veramente ha chiesto aiuto perché non può essere questa cosa, però non si sente niente di nuovo. E invece sbagliano perché neppure, allora la sanità è com'è, la scuola è così. E se noi investiamo neanche su quello che veramente potrebbe cambiare la qualità della vita a questi ragazzi con delle regole, delle discipline che potrebbero crescere con la spina dorsale dritta, io non so dove si andrà a parare. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto parlando di giovani, adesso dice che ha bisogno di psicologi per metterli sulla retta via, una roba e l'altra. Pannini ha bisogno di psicologi, ha bisogno di un po' di educazione che riguarda i genitori. Gli altri da poter, in quanto ti parli dello sport, con i vasi di conserva da fin dalle crisi. Impegniamo il cemento e passiamo i pesi perché negli anni 50 non vedeva palestra, non vedeva niente, se ne andavamo, mi sono veneziano, va bene, andavamo a lavorare in barca con le caroline, con i paglioli addirittura, smuovevamo le barche, andavamo da Dio Sant'Elena, dove di Porto Rico e facevamo, nuovamente andavamo là, voglio dire, ma è sport che vedeva una volta, quello che ma è nuoto, vedeva tassoni e quelli. Adesso non c'è più a tirare dallo sport, i telefonini, le smartphone, tutte queste robe, e che tirai? La colpa è tutta la pandemia, ma la pandemia è le cose che neanche di non avevano niente, neanche stati in dosso, adesso è tutto. E anche una roba, non potremmo dire che è colpa fuori, ma fuori di cosa? Alla fine che la Coppa in macchina, il Dio dire trovarli, scusante, no. Qui va in galera, fine, non con dei processi e neanche avvocati. Siamo neanche i genitori, ma bisogna andare sulle barche aeree proprio, perché sono neanche amico alle barche aeree, ma non qui adesso, che deve plastica, qui legno, dove che deve lavorare tanto. Va bene, è qui che la barca, adesso è tutto meccanizzato, tutto con il computer. Comunque i fiori giovani, deve tanti bravi fiori, ma devi attirare in altre robe. Perché i più avanti di noi altri che erano piccoli, i più intelligenti, e dove usare intelligenza in modo diverso, no? Che tantissimi bravi fiori, perché come che ti dici tu, quello che sta male è che subito portare alla ribalta, ma nelle tanti fiori giovani, più che fa del bene, che si contenta, che studia e lavora, e la intenta che diventare qualcosa. Dunque se i genitori vengono su tutti dalla famiglia, noi altri erano 7 fratelli, bestotto, neanche uno. Perché? Perché erano già piccoli e il sogno no, che non c'era, ed era quello di andare a lavorare sotto pavone in qualche parte, farci a fare qualche carta mia e comprarsi un paio di scarpe e godersi noi altri, perché i nostri genitori ne potevano darne niente. Cara Mirella, ti saluto, va bene. Grazie. Grazie Rinaldo, allora andiamo a vedere subito il servizio minori Carbonera, cosa è successo e poi lo commentiamo, perché sono da commentare questi servizi. Mi chiede aiutami, mi hanno bucato, mi hanno ferito, ho tanto male, aiutami, e quindi dopo si è accasciato qui, l'abbiamo messo in posizione e poi il suo amico, un altro suo amico è venuto con lui ad aiutarlo, mentre il terzo è andato via, è scappato. Minacce, calci, pugni e poi spunta il coltello. Una rissa violenta fra due gruppi di giovanissimi fra i 14 e i 18 anni. Urla che sono state sentite dai residenti ed è proprio questo cittadino, Paolo Dotto, che è intervenuto per dividere le due fazioni. Mi sono affacciato un attimino, poi però mi sono preoccupato perché ho sentito dire c'ha la pistola, poi un altro ha detto c'ha il coltello e poi quello che mi ha fatto poi intervenire è che praticamente ho sentito mi ha tagliato, mi ha bucato, sto perdendo sangue. A quel punto ho avuto un po' di coraggio e mi sono buttato, loro non smettevano perché erano in gruppo e ho cercato di urlare
più che potevo. Sul posto sono arrivate immediatamente 5 pattuglie dei carabinieri e 2 ambulanze. Sono stati portati via 2 ragazzini, il 16enne è ferito alla schiena che è stato ricoverato in prognosi riservata, il colpo gli ha bucato il polmone, ed un altro 16enne sotto shock. Un amico del ferito è fuggito, era travisato, faceva paura, ci racconta Dotto. È l'unico che mi ha messo un po' di ansia perché aveva questa bandana che gli copriva naso e bocca e quindi mi è venuto un po' incontro, per cui lì ho avuto un attimo di paura, ma fortunatamente poi è scappato e ho pensato a curare la persona appunto che era ferita. I 2 componenti dell'altra banda sono scappati dalla parte opposta verso questa canaletta dove hanno gettato via il coltello a serramanico, ma proprio in questa zona sono stati bloccati dai carabinieri che hanno anche trovato l'arma. Non solo, i militari dell'Arma hanno recuperato vicino al ferito uno zaino dove all'interno c'era una pistola soft air. Tutti e 5, a vario titolo, sono denunciati a piede libero per rissa aggravata, lesioni gravi e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Ora le indagini per ricostruire quanto accaduto. Forse il movente è quello della rapina, ma gli investigatori non escludono altre dinamiche. Fra le ipotesi anche che questo incontro fra i 2 gruppi fosse stato programmato. La posizione di ognuno di loro è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Siamo sconcertati, continua Dotto. Da genitore, una figlia che ha l'età di questi ragazzi, ho sempre più paura a permettere anche a mia figlia di uscire e purtroppo non capisco dove stiamo andando, perché una volta, scusate se l'età, ma una volta ci divertivamo con un pallone, con certi giochi molto semplici. Qua sembra che si divertono con armi. Allora Giacon, lei è anche uno scrittore, qui fra poco veramente bisognerà scrivere un libro di storia, perché questi fatti ormai si susseguono settimanalmente, non è possibile continuare così nel silenzio totale della politica che dovrebbe intervenire, perché è là che si gioca il tutto, con delle regole, delle leggi ben precise. Abbiamo gli insegnanti con le spalle al muro, abbiamo questi ragazzi, avete sentito, poi ognuno la pensa alla propria maniera, che ne fanno in tutti i colori, addirittura sparano all'insegnante e poi vengono promossi addirittura col 9 in condotta. Qualcuno dice è giusto così perché hanno sbagliato, ma si sono accorti. Lei cosa ne pensa? Proprio Giacon, ecco, si potrebbe veramente scrivere un libro su queste azioni pazzesche? Sì, sarebbe un libro dell'orrore però. Mirella, tu sai che io sono stato negli ultimi 17 anni negli Stati Uniti, ho vissuto almeno 6 mesi all'anno lì. Negli Stati Uniti hanno problemi da anni con le bande minorili. Il problema delle bande minorili è che c'è la consapevolezza adesso che sono impuniti. Questi qui delinquono come gli adulti e però hanno un trattamento completamente diverso. E i ragazzi si fanno forte di questa situazione, di questo status di minori, sbeffeggiando anche le autorità. Però anche lì il mondo della politica non è riuscito a dare una svolta. Parliamo sempre di una piccola minoranza, come avevi anticipato tu anche all'inizio della trasmissione, parliamo di una minoranza che però compie degli atti talmente gravi, talmente anche stupidi, che non possono non salire a ribalta della stampa e aprire discussioni di questo genere, perché non si capisce come si possa essere talmente idioti da farsi del male così gratuitamente. Però non c'è uno strumento giuridico contro questi ragazzini. Allora sentiamo anche cosa ne pensa il sindaco, che voi siete in prima linea, poi sentiremo anche il sindaco di Carbonera. Ecco, ormai queste baby gang sono un po' dappertutto, chi più chi meno, ma tutti li avete, non c'è niente da dire. Il problema è che bisogna avere proprio la barra dritta con questi ragazzi e se sbagliano, soprattutto con i genitori, iniziare a parlare severamente. Cosa ne pensa, sindaco? No, l'amico Giacomo ha detto benissimo, l'impunità, cioè si sentono invincibili. Si sentono dei supereroi del crimine però. E questa cosa qui è devastante perché crea una cultura anche di gente che può fare tutto quello che crede. E questa è la cosa più difficile. Poi io ho la fortuna di amministrare un piccolo comune, quindi riesco bene o male a capire tutti, a conoscere tutti e quindi anche giovedì mattina sono andato
a salutare gli insegnanti che facevano gli ultimi esami di terza media, e anche lì è l'importanza e il ruolo loro, ed è giusto anche stargli vicino. Dopo siamo andati nei campi scuola, come dicevamo prima, anche a far vedere ai ragazzi che c'è una presenza del comune, c'è una presenza delle forze dell'ordine. Una cosa che esce sempre poco è il ruolo, io ho la fortuna di avere un comando dei carabinieri nel mio comune, è il ruolo preventivo che hanno, perché dopo non fa notizia, però i carabinieri veramente c'è un lavoro costante nell'andare a individuare delle persone che potrebbero delinquere e stargli dietro. E questa cosa, diciamo, poi non esce, per fortuna o purtroppo, però è un costante lavoro. È che su un comune più piccolo è più facile, poi purtroppo magari si spostano, che anche quello è un grande limite. Non lo faccio a casa mia, però, ma mi sposto. Tu, Mirella, prima dicevi dello sport, io ti faccio un esempio. Mercoledì sera sono andato all'associazione FILFLAC, che è un'associazione OPLA di ginnastica, e c'erano 300 ragazzi, bambini, gestiti perfettamente a regole di musica e di ginnastica artistica in maniera incredibile. Io gli ho detto: ma scusate, cioè a me vengono a dire tutti i giorni che non riescono nemmeno la mattina a far vestire i bambini per andare a scuola in orario, i genitori, e voi riuscite a fargli fare delle cose fantastiche. Allora, e due robe: o i genitori non sono capaci di fare i genitori, oppure voi avete dei superpoteri, e ditelo. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa il sindaco di Carbonera su questo grave episodio che è accaduto, impensabile una cosa del genere per molti. Io invece penso che purtroppo dobbiamo pensarci tutti, perché ormai si susseguono ogni giorno quasi. Prego. Appena mi saranno forniti appunto i dati di questi ragazzi che risiedono nel mio comune, sarà mia intenzione appunto incontrare loro e le loro famiglie. Non tutti i ragazzi erano di Carbonera, qualcuno appunto proveniva anche da fuori comune. Tre ragazzini, i due portati in ospedale e quello scappato, sono di Breda di Piave, i due fermati con il coltello invece di Carbonera. Una vicenda inquietante che deve far riflettere, spiega il sindaco. I tempi sono cambiati perché sì, partire già da casa con un coltello non va bene, e quindi bisogna capire qual è la dinamica esatta che spinge un ragazzo di 16 anni che deve trovarsi la sera con i propri coetanei appunto ad avere un coltello in tasca e a difendersi forse o aggredire qualcun altro della sua stessa età. Le indagini dei carabinieri che stanno ora raccogliendo gli elementi e le testimonianze. C'è una collaborazione anche per la visione appunto delle telecamere, visto che comunque la zona è in qualche modo videosorvegliata, e poi capiremo meglio la dinamica. Immagini che saranno visionate dai militari per ricostruire questa violenta rissa. Questa è una zona tranquilla, ha spiegato il sindaco, mai mi sarei aspettata una cosa tanto grave. Possiamo sicuramente farci molte domande, cercare di capire cosa si può fare di più per i ragazzi, ecco, però... Allora, Giacon, quello che dovrebbe anche proprio trasparire è che non sono cambiate i giochi. Anche una volta c'erano i coltelli. Non nascondiamoci dietro un dito, io me li ricordo benissimo, solo che non si usavano. Si tenevano in tasca, al massimo poi si facevano le punte per le frecce per gli indiani. Si faceva così. Però il coltello, chi ce l'aveva, erano pochi, ma ce l'avevano, era un segno di forza. Era un segno, guarda che ho il coltello in tasca, ma non si usava. Poi purtroppo gli esempi che abbiamo avuto in tutti questi anni, soprattutto dall'America, perché questi ragazzi copiano tantissimo, basta vedere cosa fanno sui social, quasi sempre da dove proviene quel gioco maledetto, poi copiano. E anche loro hanno imparato a copiare nella maniera sbagliata. O sbaglio, Giacon, lei cosa ne pensa? No, è vero, dicevo appunto anche prima il discorso emulazione. Loro prendono ed emulano le cose più sbagliate, più assurde che ci siano, e pensano di vivere in un mondo virtuale dei videogiochi, perché comunque sia, non dimentichiamo che sono anni che si vendono dei videogiochi violentissimi, dove vince chi ammazza più persone, dove si divertono a torturare le persone, cioè è proprio il risultato di anni di violenza gratuita virtuale, ma anche nei film come Fast and Furious, giusto per non fare nomi, cioè dove sì, c'è il buono che alla fine vince così, ma è sempre
e un buono che è uno violento, uno tutto muscoli, uno che ci impiega un attimo ad accoltellare, cioè non esistono più i film oppure i videogiochi che portano rispetto, cioè invertiti, che diano un inizio di una spirale virtuosa. Stiamo sempre più sprofondando in una spirale negativa e orrenda di violenza, e i ragazzini di 15-16 anni, ma anche io che vivo in centro a Padova, li vediamo il sabato che arrivano da fuori, che hanno tutto un atteggiamento aggressivo perché sono in gruppo, sono in branco, e quindi basta un attimo, uno sguardo, una spinta, che poi tra l'altro in centro, in via Roma, la camminata è da Prato della Valle fino a via Roma, fino all'Istone. È così, e loro si sfidano, cioè è come una prova per un ragazzino, la prova di essere diventato adulto, come c'erano nelle tribù. Noi siamo stati in tante isole anche del Pacifico con la nostra barca e abbiamo visto anche le prove che fanno gli adolescenti per diventare uomini, che sono prove di coraggio, sono prove di sopravvivenza, così, ma parliamo di tribù che vivono ancora. Eppure Giacomo, io ho avuto una docente, lo dico tante volte al mattino, che ha detto: guardate che qui si sta sbagliando tutto. Dal primo anno ai 10 anni a questi bambini diamo di tutto e di più. Proprio li copriamo di tantissime cose. Dai 10 ai 20 non diamo più niente. Cosa offriamo a questi ragazzi? Me lo volete spiegare? E qui devo darle ragione. Cosa offriamo, sindaco, a questi ragazzi alla fine? Lo sport costa caro, abbiamo sentito anche il presidente regionale del CONI cosa ha detto, il grido di dolore. Le forze dell'ordine sono con le spalle al muro, le leggi vengono interpretate o non messe in atto. Io leggo la Costituzione, che è bellissima quasi tutte le mattine, ma dal dire e il fare poi c'è di mezzo il mare. Ma capite che questi ragazzini, che sono più svegli di quello che pensiamo, sanno benissimo qual è il problema. Tanto è una lavatina di capo a casa, poi se il genitore anche ha tanti soldi, arrivo addirittura con l'avvocato, qual è il problema? Tanto più di tanto non mi faranno, però in quel momento io sono arrivato ad essere il numero 1, al top, ed è questo che è completamente sbagliato. Ecco, questo genitore, perché è là che parte il tutto. Tu sai che tuo figlio ha il coltello, usa il coltello, hai mai guardato nello zaino, nelle tasche? Può uscire, può prenderlo ma tu sai come funziona? Ma c'è la droga che gira a nastro, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Questi ragazzi si fanno delle canne pazzesche, basta guardarli negli occhi, cioè basta guardarli, non è che serve chissà andare. Allora vogliamo capire che forse qualcuno deve intervenire, perché la canna, come ha detto la mamma di un tossicodipendente qui da me, ma fa malissimo. È inutile, genitori, che dite ma dai, pannacanna, cosa, perché sono così nuovi i genitori, o sbaglio, sindaco? Non sì, tutti, non tutti, calma. Fortunatamente, anzi, bisogna, a parte che io distinguerei quelli che sono dei criminali, come dicevo prima, che sono veri e propri criminali, a quelli che magari riusciamo ancora a coinvolgere. E quindi noi dobbiamo lavorare su questi, su quelli che riusciamo ancora a coinvolgere. E dobbiamo trovare i modi per sport, socializzazione, per riuscire a dargli delle regole, altrimenti è finita. È vero che i primi 10 anni, e io concordo sull'osservazione che ha fatto, gli diamo quasi tutto, perché comunque c'è la possibilità tra scuola, dopo scuola, eccetera, di essere vigilati. E dopo, da quando cominciano ad andare alle superiori, tu non hai più un controllo, in più perché si spostano magari in altri comuni o vanno nelle città a studiare. E tu dopo il pomeriggio non sai cosa fanno. I genitori ormai hanno tutti il doppio lavoro, perché altrimenti non si va avanti, hanno il mutuo e quant'altro. Bisogna trovare i modi per convertirli. Ma vedrai che questi ragazzi sono alterati, hanno questi occhi rossi, perché li vedi, questi occhi sempre umidi, cioè li vedo io. Cioè, come fai a non vedere? Il problema è che questi genitori non vogliono vedere, perché vedere diventa un problema. Devi intervenire, devi rimboccarti le maniche, allora meglio non vedere, e dopo è colpa sempre della scuola, dell'insegnante che non li capisce. O sbaglio, Giacomo? Bisognerà pure intervenire con questi ragazzini, o continuiamo a perdonare tutto? No, non bisogna. Non bisogna, ci sono, ma si vede la differenza tra
un ragazzino venuto fuori con i genitori che gli danno i soldi e che si arrangi, e invece i ragazzi che sono seguiti dai genitori. Per fortuna la maggioranza di questi ragazzi, di queste famiglie, seguono ancora i genitori. Non bisogna pensare che sia la maggioranza quella che è allo sbando. Ecco, diciamo che è una piccola minoranza, ma che fa delle azioni talmente eclatanti che vengono raccontate, si fanno trasmissioni come queste, però cioè, in questo caso che trattano questo argomento, però bisogna che certi genitori imparino a fare i genitori. Io non lo so con che criterio e con quale anche così alibi fanno finta di non vedere, perché in effetti hai ragione Mirella, li vedi che sono sconvolti e vanno in giro proprio. Ma lo sai le palestre di pugilato quante iscrizioni hanno in questi ultimi anni? È una cosa pazzesca. Una volta magari si faceva judo, l'arte, perché tutti da ragazzini avevano cercato di andare in palestra a karate, a judo, ma era un'arte per autodifesa. Adesso si fanno, ci si iscrive a pugilato proprio per combattere, fanno i combattimenti. È una cosa, ma io non lo so, sono sconvolti. Poi vengono, per esempio, anche da noi vengono a riempirsi di sprizza, anche giovani, e anche qui i vigili dovrebbero intervenire un attimino, perché sono tutti anche non solo sotto effetto delle canne, ma canne più alcol. E questo è un mix terribile. Specialmente a quell'età poi, perché sono età dove il cervello sta crescendo ed è un danno. Io ho i specialisti, ecco, gli esperti che vengono in trasmissione, fa malissimo. Eppure silenzio totale, la droga arriva a fiumi, il bere non ne parliamo, le sigarette si vendono tranquillamente anche se ti viene il cancro, si è scritto, è aumentato il fumo, ha detto il professor Tirelli, nonostante che nelle sigarette sia scritto. Capite che qualcuno deve intervenire in maniera seria, ecco, colpire soprattutto, ecco, qualcuno dovrà pur trovare le forme, i genitori, la famiglia, è là che parte tutto. È inutile che andiamo a colpire il ragazzo, sì, colpiamo il ragazzo, però colpiamo anche la famiglia, il genitore che permette questo. No, perché sennò non ne veniamo fuori. Non può dire ma io non sapevo, non credevo, perché questi ragazzi si mettono la maschera, basta togliere la maschera, questo genitore deve iniziare a guardare anche i propri figli negli occhi. Però un'altra cosa che volevo anche capire soprattutto è che c'è la solitudine di questi ragazzi. Io so, perché il sindaco lo sa, sto facendo dei percorsi, c'è una solitudine che veramente ormai non si parlano, ecco, si chattano oppure si messaggiano anche se sono vicinissimi, ecco, non riescono a parlare, non si fidano, ecco, fanno gruppo tra di loro molto piccolo, anche ristretto, perché con quel gruppo si sentono protetti e capiti, e manca il dialogo, e che il dialogo è fondamentale. Una volta c'era la famiglia numerosa, tanti fratelli, il più vecchio riusciva a capire, a gestire i fratellini che avevano qualche problema, cioè c'era più squadra. Adesso c'è una solitudine pazzesca, questi ragazzi avranno anche tutto, ma sono vuoti, come dico Giacomo. Anche ieri mattina ho raccontato che hanno fatto un test a tanti ragazzi dove davano un biglietto e dovevano scrivere la cosa più importante che volevano in quel momento, cosa avrebbero voluto avere, qualsiasi cosa. Indovini cosa hanno scritto la maggioranza dei ragazzi? Ascolto, Giacomo. Ascolto, né beni materiali. Questo fa molto riflettere, dovrebbe fare riflettere gli addetti ai lavori, o sbaglio? Giacomo cosa dice? Poi sentiamo anche il sindaco. Io pensavo invece che chiedessero appunto beni materiali, ascolto vogliono. Ma ascolto da chi? Perché anche questo è da capire, perché ci sono anche tanti genitori che ci provano con i ragazzi ma non gli danno ascolto. Io ho un conoscente che mi diceva che invece il figlio, da quando va col psicologo, che è gratuito, dice gli sta facendo bene, perché a me non mi ascoltava più, non mi dava retta, gli dice le cose che gli dicevo io, magari con un altro plomb, con un altro modo, ma alla fine è quello che gli dico io, e lui sta notando un cambiamento positivo per un ragazzo che cominciava a essere problematico.
Quindi sì, bisogna trovare non solo il modo per dialogare con questi ragazzi, ma anche la formula. Io penso che per tanti genitori sia frustrante la cosa di non riuscire a parlare, a comunicare e a farsi ascoltare dai ragazzi, perché poi non serve solo dare botte ai bambini. Allora, finché sono bambini, ma quando cominci a parlare con 14 anni, 15 anni via adesso, che fanno palestra, che fanno pugilato, che fanno pesi, che sono grandi e grossi anche, cioè, è un problema. Ma andiamo dalla nostra Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, come ha detto qualche persona, non mi ricordo qui da te, che a tutti quelli che devono farsi la patente, specialmente i giovani, che devo fargli il test tossicologico, perché a questo punto vediamo che questi ragazzini di 18 anni che corrono con le macchine, appena fatta la patente, e sono già, diciamo, non voglio dire quella parola perché è brutta, drogati. Questo è il discorso. Bisognerebbe assolutamente, quando si fa la patente, di fare prima il test tossicologico e basta. Vediamo anche quelli più anziani, gli autotrasportatori per esempio, che fanno anche loro qualcuno non dico, e corrono tutti con questa cosa in corpo. Questo voglio dire, almeno lì a farsi la patente farsi il test tossicologico. Vi saluto e vi ringrazio. Abbiamo sentito anche la Giusy, adesso per forza dobbiamo andare in pubblicità. Allora, io partirei proprio con le immagini di questa barca a vela di Giacon, così le commentiamo, andiamo a vedere le immagini, poi sentiamo che vediamo Giacon con un cagnolino, una cagnolina bellissima. Ecco qua, Giacon, cosa stiamo vedendo? Allora, la Olga è il nome del Jack Russell femmina che ho qua, che ci accompagna sempre. Olga si chiama, Olga, guarda qua. Ciao Olga! È venuta ad avvisarmi che noi dobbiamo salpare fra poco, quindi mi sa che vi devo salutare un pochino prima della fine della trasmissione. Certo. Mi dispiace tantissimo perché state trattando una tematica importantissima e che è poi alla base di un sacco di problematiche sociali che sono nate e che sono state accentuate dal Covid, dal post-Covid. Comunque sia, noi adesso siamo a Livorno. Stiamo facendo questo giro d'Italia per promuovere gli stili di vita, Giacon, parentesi, ci sono giovani, perché almeno su questo sport riusciamo a capire, visto la bellezza di questo sport, che ha la fortuna di praticarlo, avete giovani? Certo, per esempio, io chiamerei, vieni un attimo Vittoria, vieni qua, dai, ecco. Vieni qua che sei bellissima, vieni qua. Adesso per far vedere la figlia di una nostra amica. Vieni qua, lei è appassionata di vela, guarda qui. Ciao Vittoria! Ciao, quanti anni hai Vittoria? Ti stanno salutando, quanti anni hai, chiedono? 9 anni. Quanto bello è andare con la barca, vedere il mare, l'ambiente, soprattutto l'ambiente. Ti piace andare in barca a vedere il mare? Molto, dice. Allora posso dirti che sei proprio fortunata ad avere una famiglia veramente che ti porta a vedere questi posti, ma soprattutto a capire l'importanza dello sport. Allora grazie Alfredo Giacon, lo salutiamo, grazie ci rivedremo Mirella. Presto, grazie, ciao Olga, sicura. Ciao Vittoria, ciao a tutti e in bocca al lupo anche per questo Giro d'Italia, grazie. Allora Crosato. Arrivederci, ciao. Grazie Giacomo. Allora Crosato, come abbiamo visto Vittoria, un esempio di bambina che sta crescendo veramente con l'ambiente. Ecco, parliamo di ambiente adesso perché ecco, è giusto capire cosa sta succedendo, anche perché ci sono delle persone che si comportano in maniera incredibile. Raccontiamo, Sindaco. Sì, assolutamente. La scorsa settimana è andato agli onori della cronaca perché a Cessalto appunto una persona ha pensato bene di cambiare l'olio dell'auto e poi sversarlo sul fosso vicino
ultima casa, quindi poi abbiamo attivato tutto il sistema che permette di salvare l'ambiente, quindi salsicciotti per evitare che il grasso si espanda e quant'altro, però mi sembrava veramente di essere tornato indietro di 20 anni. E quindi anche qui una sensibilità ambientale che avrei fatto volentieri questa domanda all'amico Giaccon, dobbiamo ancora investire, perché è vero che abbiamo veniamo premiati in continuazione per la differenziata dei rifiuti e quant'altro, abbiamo un servizio ottimo anche se eccessivamente costoso a mio avviso, abbiamo praticamente tanti servizi, però poi magari le persone non le conoscono e io mi trovo in continuazione rifiuti in giro per il paese che devo andare a raccogliere, tante volte anche dobbiamo andare a sanzionare queste persone e non è mai bello sanzionare, per quanto doveroso e cosa dovuto. fai, Sindaco? Perché vuol dire anche che abbiamo sbagliato, stiamo sbagliando, perché se una persona nel 2023 si trova ancora nel diritto di buttare un sacchetto di rifiuti lungo la strada, io lo vedo come una mia sconfitta, cioè per quanto giusto, e tante volte lasciano all'interno dei modi per ricondurre a queste persone, perché magari hanno l'indirizzo di casa o cose, quindi cioè, è proprio ignoranza, non è voler delinquere, è proprio ignoranza e lì dobbiamo fare ancora, riattivare tutti quei canali di comunicazione che abbiamo utilizzato gli anni scorsi, dobbiamo ricominciare a rivederli e quindi anche qui la vostra preziosa opera di informare le persone. Purtroppo c'è un ritorno a un'ignoranza ambientale che sembra veramente ridicolo, perché nel 2023 con tutto quello che succede, tutte le informazioni che abbiamo, non capiscono ancora che devono praticamente andare nelle piazzole ecologiche, nei punti dedicati a portare i rifiuti che ci sono. Anche perché ricordo sempre che l'olio esausto praticamente c'è la raccolta a gratis in qualsiasi piazzola ecologica di qualsiasi comune, si va là, si consegna tranquillamente, non c'è addirittura c'è la possibilità tante volte di non andare nella tua piazzola ma andare in quella degli altri comuni, quindi una comodità incredibile perché riesci c'è sempre una persona all'interno che veramente con grande, io parlo per il mio, con grande gentilezza ti spiega dove devi portare i vari tipologie di rifiuti in base a cosa hai in auto, quindi veramente non riesco a trovare una giustificazione a tutto ciò. L'unica è la sanzione, non c'è niente da fare, perché non c'è altro mezzo, perché la legge cosa può fare? Sanzionare, ma con sanzioni pesanti però, perché io sono convinta che quando li tocchi nelle tasche diventa un problema, devono pagare però, non fregarsemi, non va a combattere, devono pagare. Allora andiamo a vedere anche cosa dicono i fondi del PNRR, andiamo a Trieste, osservati speciali, andiamo a sentire. Sul PNRR tutta la Guardia di Finanza è attentissima, collaboriamo con i soggetti attuatori, siamo disponibili a ricevere segnalazioni e attivazioni per lo sviluppo di attività di controllo. Faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per garantire un livello di vigilanza che faccia sì che le risorse vadano dove devono andare, non in mani sbagliate. Fondi del PNRR osservati speciali, ma anche traffico di droga in entrata e in uscita dal paese, così come altri traffici illeciti e lotta all'evasione fiscale. La Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia ha illustrato il bilancio della propria attività dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2023. 36.000 gli interventi ispettivi eseguiti, 23 milioni di euro di beni sequestrati in materia di evasione e frodi fiscali, 5 tonnellate di sostanze stupefacenti rintracciate, confische per quasi 2 milioni e mezzo di euro ai danni della criminalità organizzata. Questi alcuni dati illustrati durante il 249esimo anniversario di fondazione del Corpo, occasione in cui sono stati premiati anche alcuni finanzieri per meriti ottenuti in servizio. Ne abbiamo individuato 289 evasori totali quest'anno. Abbiamo sequestrato oltre 23 milioni di euro di patrimoni di evasori. Nel settore della tutela della spesa pubblica abbiamo contestato indebite percezioni di contributi pubblici per oltre 10 milioni di euro.
Per quanto concerne l'impatto della criminalità organizzata di stampo mafioso, il Friuli Venezia Giulia al momento è da considerarsi regione sicura. Questo non significa che non si debba vigilare e la Guardia di Finanza lo fa cercando di esercitare un pattugliamento del territorio economico, cercando di intercettare le modificazioni che avvengono negli assetti societari piuttosto che nelle proprietà delle aziende, in maniera tale da individuare possibili segnali di anomalia su cui fare ulteriori approfondimenti. Infine il contrasto al traffico di droga e merci importate o esportate illegalmente. Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda il consumo di sostanze stupefacenti, è una delle regioni più virtuose in Italia, però essendo un territorio di passaggio è esposta a traffici illeciti non solo di sostanze stupefacenti ma di contrabbando di tabacchi, di oro, come è successo qualche giorno fa a Gorizia, di merce contraffatta. Non è proprio da stare allegri per niente, avete sentito cosa arriva? Cosa arriva da stupefacenti a sigarette, a medicinali, integratori, ho sentito di tutto e di più. Maria da Bovolenta, ciao Maria. Ciao Mirella e un buongiorno al tuo ospite. Niente Mirella, più chi si parla qua di avere un po' di giudizio di questa natura che dopo si rivolta contro noi, più che si dice più per dispetto fanno. Per esempio io la settimana scorsa, Mirella, sono andata a farmi una visita di controllo, sai che ci tengo e anche quando mi tocca devo andare. Ecco, e a Schiavonia, no? E allora a Monsellice Mare ci sono in parte delle gasarelle, no? E c'è quei tipo fossati, li chiamo. Non manca una volta che non ci sia un sacchetto nero o una borsetta, ma li gettano per la fine della macchina così, ma io non lo so, Mirella, ma cosa gli insegnano perché questi sono grandi, no ragazzi, sì. Ecco, e cosa gli insegnano? Se hanno figli gli insegnano queste cose qui. E allora io le dico che sarebbe da dargli una botta in testa ai genitori e no ai figli, perché ho visto anche delle volte, Mirella, che fanno vedere dei documentari, che ci sono le riunioni di ragazzi che puliscono la spiaggia, i boschi, tutto quanto. Per esempio una settimana fa che hanno fatto vedere nel telegiornale Diretta Veneta da voi, Mirella, a Bassano, che c'era un sottoporticato dove la gente cammina, là c'erano divani, rette, frigoriferi, ma io non lo so, ma non li vedono mica sta gente che vanno, non c'è telecamere di vedere, poterla cosa. Ma cosa è diventato peggio di Roma? Il nostro qua Veneto, porca miseria, ma è possibile che non ci sia un nesso di queste cose? E dopo la natura si rivolta per vostro, Mirella, e gli insegnano queste belle cose qua la gente. Io non lo so che razza, ma poi anche oltretutto, Mirella, non è che buttano via gratuitamente perché pagano le tasse? Sì. Almeno pagano qualcosa, porca miseria, le paghi per niente così, buttare via. Guarda Mirella, ti saluto perché mi fa arrabbiare ste robe. No, ma hai fatto bene a fare questa riflessione, è pagata, guarda cosa combinano, è incredibile, non sono ragazzini questi di sicuro. Allora Sindaco, un altro problema grande è la terza corsia, io so che lei veramente sta cercando di fare di tutto e di più per capire, andiamo a sentire anche cosa dice l'avvocato Pannitz, proprio che è presidente Autovie Venete, su un problema sicurezza e terza corsia, e poi lo commentiamo col Sindaco Emanuele Crosato. Gli incidenti sono, durante il periodo pre-pandemia, sono diminuiti, sono aumentati quelli mortali. Nel 2022 sono stati 14 gli incidenti mortali, 12 lungo l'autostrada A4, 8 in direzione Trieste, 4 verso Venezia, 1 in A23, 1 in A28. Crescono invece in maniera più sensibile gli incidenti con danni alle persone, 164, in aumento del 24,2% rispetto al 2021. I dati sono stati resi noti da Autovie Venete, che insieme a Confartigianato ha realizzato uno spot per la sicurezza stradale. La disattenzione al volante, dicono, è il primo killer. È fondamentale soprattutto in 3 ordini di direzione. L'uso del telefonino, che è drammaticamente pericoloso,
la distanza di sicurezza, soprattutto quando ci sono dei rallentamenti, e la velocità. Sono 3 cause che determinano sinistri e rispetto ai quali solo la collaborazione dell'utente è decisiva. Quando ci hanno domandato di fare uno spot sulla sicurezza abbiamo detto subito di sì, perché credo che la sicurezza sia una cosa che non ha un nome, è una cosa per tutti quanti, e ha detto accettiamo e ci portiamo avanti paralleli, e magari parallelo può essere il lavoro per i prossimi anni anche su queste criticità che ci sono su questi lavori. Degli incidenti mortali avvenuti nel 2022 nessuno, emerge ancora dai dati, si è verificato all'interno del cantiere per la realizzazione della terza corsia, i cui lavori stanno procedendo. Siamo addirittura in anticipo sui tratti che sono stati consegnati negli ultimi anni, e siamo in anticipo anche sugli ultimi 24 chilometri che dovrebbero congiungere San Stino attraverso Sandona a Portogruaro. Per questi 24 chilometri la tempistica prevista contrattualmente era dal 2023 al 2026, con un anno di ritardo autorizzato per la vicenda Covid, quindi dal 2024 al 2027. In realtà non inizieremo affatto nel 2024 perché abbiamo già iniziato nel 2022 le opere. Allora, Sindaco Crosato, come commenta le parole del Presidente di Autovie Veneti, l'Avvocato Paniz? Concordo in parte con l'amico Paniz, però sul fatto che serve una grande anche campagna informativa, un'attenzione nei confronti dell'utente finale, perché se uno poi va a velocità folli, per quanto si possa mettere segnali o quant'altro, lì è impossibile, oppure è distratto come vedevamo col cellulare. Io tante volte mi metto, lunedì sono andato fuori con i vigili, la polizia locale del mio piccolo comune, e vedi, cioè, gran parte o hanno il cellulare o sono distratti da altro, purtroppo. O corrono da matti, nessuno rispetta i limiti di velocità. Oppure corrono davanti alle scuole o quant'altro. Sì. E io ho anche il problema gravoso dei camion che passano in centro, perché avendo l'uscita dall'autostrada, quindi gran parte delle sanzioni e quant'altro sono proprio dedicate al fatto che non vogliamo avere i camion che passano in determinati posti dove c'è pericolo, e vediamo che succede molto spesso che magari viene preso sotto un ciclista, viene preso sotto un pedone, non si fermano le strisce, perché comunque un mezzo pesante ha delle peculiarità che non ha la macchina, che non hanno altri veicoli. E quindi questo è molto importante. Fortunatamente con Autovie Venete abbiamo un ottimo rapporto, stiamo portando avanti assieme tutti gli interventi che devono fare. Ad esempio, se lei prende l'autostrada nella zona di Cessalto, sa benissimo che c'è quella grande difficoltà che non sai mai quando esci per andare all'autogrill, e loro praticamente c'è una doppia corsia che ti crea veramente confusione tra l'uscita dell'autogrill e l'uscita del casello, e quindi magari tante volte tu stai uscendo e ti trovi quello che invece sta andando fuori all'autogrill, che viene fuori un disastro, e quindi stiamo cercando di risolverlo attraverso un'uscita assieme, e quindi questa cosa creerà sicuramente sicurezza. Però sai, se in quel momento lì hai dietro uno che va a una velocità folle o col cellulare, tu puoi fare tutte le infrastrutture che vuoi. Però, Sindaco, è possibile avere questi lavori che vanno avanti 10 anni, cioè ragazzi, ma dobbiamo capire veramente che dobbiamo anche accelerare, non è possibile strade trafficate così per fare dei lavori, una corsia che stiamo parlando di anni, dove dalle altre parti invece si lavora di notte, si va avanti, in poco tempo si fa, perché è vero. Come mai qui in Italia non si accelera mai, Sindaco? Ma credo lì è stato un grande problema, è dovuto al fatto che noi abbiamo permesso di far costruire delle case praticamente a ridosso dell'autostrada, e quindi dopo dobbiamo fare tutto l'iter per permettere a chi perde la casa di avere tutte le sicurezze e quant'altro. Quindi il grande lavoro che abbiamo fatto in quest'anno è stato proprio andare con i cittadini a risolvere tutti i problemi, a far permettere la velocità negli espropri e far partire i cantieri. Adesso stanno partendo i cantieri, cosa che un anno fa sembrava veramente irrisolvibile. Invece un po' alla volta, sistemando, magari permettendo all'anziana che ha la casa vicino di prendere qualche soldo in più, perché poi alla fine quello gli permette di comprare un appartamento, una casa da un'altra parte, butti giù e lavori in sicurezza, perché c'è anche quel tema.
È un lavoro veramente costante, però tipo adesso sono iniziati i lavori sulla statale 14, che è praticamente la parallela all'autostrada, che quando l'autostrada praticamente viene completamente intasata si spostano tutti sulla statale 14 che lambisce Cessalto, e praticamente il ponte sta venendo giù. ANAS giustamente è andata a battere assieme con i sindaci, assieme col territorio, i soldi dal Ministero per avere i soldi per fare il ponte. In 3 mesi facciamo il ponte. Avete capito che dove si vuole si interviene subito? Cioè, bisogna. Livio da Padova, l'ultima telefonata, vai Livio. Mirella, ciao, un saluto al sindaco. Dunque, un altro pericolo mortale è anche, io abitando a Padova, vedo che ci sono molte strade tenute in condizioni miserevoli, piene di buche, piene di tombini, scrostate. In certi tratti in cui non c'è una pista ciclabile, uno che viaggia in bicicletta è costretto, se non vuole cadere, forare un pneumatico della bicicletta, eccetera, a girarli questi ostacoli. Le strade sono strette, sotto, dietro ci sono tantissime macchine che vanno intanto a una velocità elevata. Soprattutto è un pericolo perché uno magari anche se si sposta di 10 centimetri per evitare una buca, la macchina lo investe, e a Padova le strade, i marciapiedi sono in condizioni vergognose, ecco. E anche le strade, non parliamo delle strade, è un pericolo mortale sia per i pedoni, per gli anziani, i marciapiedi, e sia anche le strade che sono strette e piene di buche, asfaltano con un po' di senza mettere cemento, eccetera, e dopo una settimana siamo allo stesso punto. Anche questo è un problema grave che riguarda tante città, tutte direi. Grazie. Grazie Livio, hai fatto benissimo, perché non ci sono solo le grandi opere, le terze corsie, ma c'è una manutenzione ordinaria che veramente gli amministratori dovrebbero tenere in considerazione, perché è quella che ha più bisogno il cittadino. Io non so se queste terze corsie, quarte corsie, opere servano veramente, visto che la popolazione sta calando, il lavoro anche, purtroppo, a parte qualche nicchia di mercato. Io non so se veramente vale la pena di continuare a investire su queste grandi opere e non investire sul territorio dove c'è la necessità, i ponti, di mettere in sicurezza le strade. Sindaco, sono molto perplessa su queste nuove strutture. Prego. No, assolutamente. Nel nostro piccolo abbiamo messo quasi 100.000 euro la scorsa settimana per fare proprio piccole manutenzioni. Io ho delle buche in centro paese, ho proprio dei marciapiedi da sistemare, piccoli interventi che però costano un'esorbità, perché bisogna anche dirla questa cosa, perché mentre a un privato costa X, al pubblico non so perché costa 4 volte tanto, perché comunque devi fare tutta una procedura, una burocrazia nell'arrivare a individuare l'operatore economico, e che giustamente deve essere lecito e tutto quanto, però viene a costare tantissimo. E quindi ti trovi a fare delle asfaltature che ti costano 20-30 mila euro e fai qualche metro di strada. Cioè, dove vai a fare i conti con i prodotti e dovresti fare qualche chilometro. Perché con la burocrazia qualcuno ci sguazza, caro sindaco, è diventato un business anche la burocrazia, questa è la verità. Guardate cosa dobbiamo fare. Abbiamo Luciano da Verona, ciao Luciano. Ciao Mirella, buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Continuo sempre veramente perché sono trasmissioni interessanti. Allora io dico, cara Mirella, che avete ragione, perché veramente la maleducazione, io ho fatto la quinta elementare, specialmente mia moglie, guai se mette un pezzo di carta sulla plastica, si fa per dire, no? Però sappiamo che ci sono molti italiani, i nostri compatrioti regionali, che buttano via anche per le finestre. Però voglio dire anche una cosa, qua in Italia abbiamo centinaia di migliaia di clandestini. Vicino a casa mia sono su una casa vecchia, sono in 20. Quelli non sono in regola, dove portano le immondizie dentro i fossi, perché io sono un ciclista amatoriale e perciò giro e vedo queste cose. E non è razzismo, signora Mirella, questi se ne fregano, parlo di clandestini, non la gente che rispetta l'Italia, che lavora, sono miei fratelli, ma tutti i clandestini che abbiamo.
dica lei, signor Sindaco, dove portano le immondizie? Ditemelo. Guarda, allora ci vogliono delle regole. Si viene in Italia per lavorare, come ha fatto Contro Luciano con i suoi fratelli, con suo padre, e altrimenti qua i clandestini devono ritornare a casa loro e non arrivare continuamente. Capito? Come stamattina che ho sentito che anche gli italiani, due marocchini hanno violentato una ragazza da 20 anni, eccetera, eccetera, eccetera. È ora di finirla, questa Babilonia, è ora di finirla. E basta, perché noi italiani veneti siamo stufi di gente che spaccia droga, che roba, che fa che prega. Signora Mirella, scusa se che mi vengo sempre sul dritto. Scusami se parlo così, ma questa è la pura verità. Grazie e buona giornata. Guarda che l'ignoranza, la maleducazione, la malvagità non ha colore. Questo mi permetto di dirlo perché qua basta vedere tutti i giorni cosa assistiamo. Sindaco, come risponde al nostro Luciano? Luciano ha centrato, che saluto, ha centrato due problemi. Il primo che questi irregolari, perché sono tali, clandestini, poi non sanno dove buttare i rifiuti, effettivamente è vero. Cioè, quando vanno a ricostruire, a tracciare dove sono i rifiuti, bene o male, vai a vedere, sono sempre vicino a quelle abitazioni dove ci sono queste persone. E questo è un altro tema perché noi come comune siamo costretti praticamente a dargli l'ospitalità, a dargli questo, a dargli quest'altro e ci occupano gran parte dell'attività dei nostri uffici sono rivolti proprio a questo perché vorrei che lei venisse, la quantità di domande che ho tutti i giorni per riconoscimenti di cittadinanze, riconoscimenti di avi, ospitalità, queste persone qua che bisogna fargli i documenti e praticamente tolgono tutto il tempo ai cittadini normali che vengono a fare la carta d'identità. Quindi anche di questi giorni, tutte le difficoltà che abbiamo a fare la carta d'identità semplicissima, che lei va in comune e ci mette praticamente 15 giorni, 20 giorni, mentre prima andava là e ce la faceva in 5 minuti, i motivi sono questi. Un altro tema è il riconoscimento per sangue della cittadinanza. Sono oberato da richieste, ma centinaia al giorno nel mio piccolo comune, di gente da praticamente soprattutto Sud America che non verranno mai a Cessalto. E io sono obbligato a fargli tutto l'iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza, ma perché? Perché loro vogliono andare in America ad aprire un conto corrente, vogliono andare e quindi vogliono la cittadinanza italiana, per permettere, ma non verranno mai in Italia, non verranno mai a Cessalto. Capite che c'è qualcosa che bisogna mettere veramente in situazione normale. Io l'ho messo per scritto perché... e l'ho scritto anche a tutti gli altri sindaci. Qualcuno deve intervenire a livello politico perché sennò cioè, voi non potete farcela, ma non ce la farete mai, non ce la farete mai. Quello invece che io continuo a insistere, Sindaco, per quanto riguarda anche quello che ha detto il nostro Luciano Coltre, che lei conferma, di mettere dei mediatori culturali, visto che li abbiamo, di metterli proprio a disposizione di queste persone, perché voi sapete dove sono, voi lo sapete benissimo, per cercare di capire come intervenire e far capire loro che non può funzionare così. Abbiamo i mediatori culturali, io li ho avuti anche al Banco Solidale, mi sono trovata veramente benissimo perché loro riescono a fargli capire che il registro cambia se loro cambiano modo di essere anche educati e di capire che bisogna comportarsi in una determinata maniera perché sennò non ne andiamo fuori. Perciò cerchiamo di sfruttare il mondo del volontariato, i mediatori culturali perché non se ne può fare a meno per cercare di mettere in regola anche queste situazioni che poi danno fastidio ai cittadini. Come ci saluta Sindaco Crosato? Beh, intanto con un ringraziamento, soprattutto per il fatto che metti sempre delle tematiche molto interessanti e dai la possibilità ai nostri cittadini di parlare. Quindi veramente un grazie di cuore, un arrivederci, appena mi rinviti vengo sempre molto volentieri e grazie a tutti i cittadini e telespettatori che ci hanno scritto, ci hanno chiamato e ci hanno dato dei temi. Grazie Emanuele Crosato, Sindaco di Cessalto, pubblicità. La Corte europea rigetta il ricorso, ma la materia è in evoluzione. La decisione non tratta della rimozione di una madre, caso Padova. La decisione non tratta, ripeto, della rimozione di una madre, caso Padova. Nell'interesse della parte assistita si precisa che in data odierna la Corte europea per i diritti umani ha pubblicato la decisione
che hanno contestato la decisione della Corte di Appello di Bologna di negare tutela ai loro figli e rigettare la domanda di aggiungere sull'atto di nascita anche la madre internazionale. La Corte ha ritenuto, sulla base del caso specifico degli argomenti rappresentati nel ricorso, che non vi sia stata violazione dell'articolo 8 e dell'articolo 14, congiuntamente all'articolo 8 della Convenzione, sotto il profilo della vita personale e familiare delle due donne e dei loro due figli. Ne parleremo questa mattina. Abbiamo in presenza Irina Sciaparava, referente delle famiglie Arcobaleno in Veneto. Grazie Irina di essere qui con noi. Grazie. Salutiamo anche collegato con noi da Trento l'avvocato Alessandro Schuster, avvocato del Foro di Trento. Buongiorno avvocato, grazie anche a lei di essere qui con noi. Allora partirei proprio da lei, avvocato Schuster. Ecco, cosa ci racconta questa mattina? Come stanno realmente le cose? Ma soprattutto io parlavo prima con Irina Sciaparava che secondo me qualcuno ha voluto passare il cerino su una cosa che andava tranquillamente su un mare tranquillo, perché i problemi dell'Italia sono altri, più pesanti. Hanno passato il cerino su queste situazioni che veramente qualcuno dice ma era proprio necessario, era così urgente, oppure magari chiedere a questi bambini, a questi ragazzi, ragazze, quanto amore ricevi, stai bene in famiglia, perché loro sono la voce della verità. Cosa ci dice avvocato Schuster? Che forse potevano occuparsi di altre cose, di altre priorità, ha completamente ragione. E sì, il caso di Padova, come è noto, è scoppiato in questi giorni, e allora va detto che non è la prima volta che una procura, diciamo, contesta l'operato, l'interpretazione della legge data da un sindaco a tutela di un bambino. Prima ho visto nella prima parte della trasmissione il collega Maurizio Paniz, che ad esempio è stato, penso, il primo in Italia a gestire un caso di impugnazione di un atto di nascita da parte di una procura, in quel caso veneta. Però avvenne subito dopo, in quella situazione gestita dal collega. E non c'è mai stata una situazione in Italia in cui si andasse indietro di 6 anni addirittura. E se tutti collegano l'inizio di questa svolta con Chiara Appendino a Torino, oramai diciamo, lo possiamo dire, la primissima volta che un comune ha ritenuto che la tutela del bambino passasse tramite riconoscimento di entrambe le madri, non solo di quella partorisce, è stato proprio il comune di Padova. E io vorrei spiegare perché un sindaco, una sindaca dice io interpreto la legge nel senso che protegge il bambino senza inventarsi qualcosa. Allora, noi abbiamo una legge 40 del 2004 che è quella che vietava l'eterologa anche alle coppie eterosessuali. Poi abbiamo la Corte Costituzionale che nel 2014 dice basta con tutte queste coppie italiane che devono andare all'estero per diventare genitori e fondare una famiglia. È incostituzionale il divieto del 2004 voluto dall'allora governo Berlusconi, da quel Parlamento, e quindi è diventata possibile anche in Italia la fecondazione eterologa. Cosa vuol dire la fecondazione eterologa? Nella maggior parte dei casi, che cioè la coppia eterosessuale deve fare ricorso a un gamete esterno di un donatore, che sia uno spermatozoo o un ovocita. Ecco, allora, cosa fa l'uomo nella fecondazione eterologa? Dice sì, cioè dà il consenso suo di compagno, marito, a che la compagna riceva un'inseminazione tramite un gamete, uno spermatozoo di un donatore, anonimo nel caso italiano, e quindi il suo ruolo di futuro padre è quello di aver detto sì, di aver voluto quel percorso da cui nascerà un bambino o una bambina. E già nel 1998 la nostra bellissima Corte Costituzionale, che è veramente una sentenza bella, quel 98, dove ancora si discuteva perché non c'era una legge fino al 2004, e quindi cosa si può fare, questa eterologa non si può fare, deve essere ritenuta vietata, deve essere ritenuto un percorso consentito, la Corte Costituzionale disse una cosa molto semplice. A me non interessa sapere se nel 1998 fare un'eterologa è un contratto valido con un ospedale o meno. A me non interessa se è valido,
È nato un bambino da quel percorso? È oggi qui in carne ed ossa? Ecco, io quel bambino lo devo tutelare, devo garantirgli cure, mantenimento. E chi deve farsi carico dei doveri di genitore? Chi deve assumersi le responsabilità delle proprie scelte. Tu uomo è inutile che tiri fuori, tu padre è inutile che tiri fuori il test dei DNA per dire guardate non è figlio genetico mio, toglietemi dalla casella padre, non pago più il mantenimento, perché queste erano le situazioni che si presentavano e la Corte ha detto no, non mi interessa, tu l'hai voluto, tu ti assumi le responsabilità delle tue scelte. Ecco, questo viene detto in un contesto eterosessuale nel 98. Oggi cosa succede? Non abbiamo una legge che dice che le due donne non possono rivolgersi a una clinica della fertilità e il divieto è rivolto alla clinica, non alle due donne, per cui la multa, se succedesse in Italia, va al medico, non alla coppia lesbica, e basta, non dice poi cosa fare del bambino che comunque nasce. Ce l'ha detto però la Corte Costituzionale nel 98, la legge del 2004 dice se tu, quando c'era ai tempi il divieto, comunque poi diventi padre nel contesto di eterologa, sappi che non puoi chiamarti fuori. Ecco, cosa fa il sindaco di Padova, ma tanti altri, e con lui anche alcuni giudici, che non sono quelli della Cassazione, ma di corti d'appello e tribunali? Applicano lo stesso principio. Se tutti siamo d'accordo, perché lo dice anche la Corte Costituzionale, la stessa Cassazione, che l'orientamento sessuale non aiuta a dire che sei un genitore più bravo o meno bravo, cioè non incide sulla tua capacità di amare, di accogliere un bambino, di farlo crescere bene, se questo ci dice la scienza o anche il diritto italiano, con quali giustificazioni tu dici se il sì lo dice un eterosessuale o l'uomo della compagna, allora quell'uomo sarà inchiodato alle sue responsabilità, mentre se lo stesso sì lo dice la compagna, allora questa rimane una sconosciuta, per il diritto non vale nulla ed è al pari della vicina di casa. Ecco, questo è il ragionamento molto semplice. Lo stesso sì, lo stesso bambino vuol dire le stesse conseguenze. Questo è stato contrastato dalla Cassazione e, ahimè, per ora è anche la tesi che viene utilizzata dalla Procura di Padova, dalla dalla procuratrice facente funzione della dottoressa Sanzari, per impugnare ben 33 anni andando indietro addirittura di 6 anni. Primo comune in Italia che ha dato tutela a questi bambini. Sentiamo anche la versione di Irina Sciaparava, referente delle famiglie Arcobaleno in Veneto. Dopo queste parole, la spiegazione molto corretta, molto precisa e puntuale che ha fatto l'avvocato Schuster. Prego Irina. Allora, quello che ha detto l'avvocato Schuster è assolutamente quello che diciamo anche noi come genitori quando non solo ci interpellano nelle interviste, ma anche quando chiedono in generale il pubblico oppure le persone che ci conoscono del perché scendiamo in piazza e del perché cosa sta succedendo. Ecco. Ci chiedono anche i nostri bambini, ovviamente ai bambini noi spieghiamo le cose un po' più semplificate, però la spiegazione è questa. Se esiste la legge che permette una eterologa con il consenso informato, quindi il sindaco di Padova non ha fatto altro che applicare la stessa legge, però togliendo la parte discriminatoria che non prevede la possibilità di fare l'eterologa in Italia per le coppie di due donne. Noi speriamo che il legislatore ascolti le voci non solo della piazza, non solo delle mamme, non solo delle tantissime testimonianze ormai di bambini maggiorenni delle nostre famiglie, ma soprattutto ascolti la Cassazione e ascolti anche l'Europa. Ovvero bisogna assolutamente legiferare sulla possibilità di riconoscere i nostri figli alla nascita. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire una mia impressione sull'argomento. Intanto inizialmente come dire, si è partiti col piede sbagliato, no? Perché è stata la frase con tutti i problemi che esiste, ma proprio qua dovete interessarsi. È importante il marciapiede di Padova, è importante uguale alla terza corsia dell'autostrada a Portogruaro, è importante anche i bambini, che deve avere una soluzione familiare chiara, precisa e sicura nel tempo. Purtroppo qua in Italia uno dei mali, tra i tanti mali che esiste, è che spesso la buona volontà, la dichiarata bravura della persona
supera anche la legge presente, oppure la mancanza della legge porta alle interpretazioni. Ascoltavo quello che esponeva l'avvocato da Trento, no? Ecco, l'avvocato da Trento ha detto tutte cose anche condivisibili, cioè non ne permetto neanche per sbaglio, essendo incompetenti in materia di legge, però alla fine era chiaro, cioè con tutti i richiami alle leggi del 98, del 2004, comma, barra, via parlando, emerge una cosa semplice. In Italia manca una legge chiara, semplice e precisa che va a regolare questa materia. Allora, così come un sindaco, se tra virgolette permette di interpretare le varie leggi o commi esistenti per adottare un provvedimento amministrativo, per me è giusto che anche un procuratore della Repubblica, in mancanza di una legge precisa e davanti a certi atti, possa intervenire. Cioè, non capisco perché il sindaco, con tutti i problemi che ha nella città, di marciapiedi, di fognature, via parlando, vada a interessarsi del bambino figlio delle due signore, e allora va bene, se lo fa un procuratore della Repubblica, allora è tempo perso con tutti gli altri problemi. Cioè qua in Italia purtroppo è un effetto dell'anarchia che esiste qua in Italia, manca anche in questo una legge chiara, semplice e precisa che stabilisca dalla A alla Z qualche procedure da mantenere e chi le può svolgere. Quindi, come dire, è questo che manca in Italia, ed è una conseguenza delle divisioni che esiste, perché mi ascolto in televisione, seguo ovviamente l'argomento, no? Mi sento pareri di persone tipo i tradizionalisti della Chiesa, no? Quelli mi pare che Dio ai tempi della Bibbia, di Caino e Abele, la famiglia è solo papà, mamma, figlio, no, cioè la famiglia è anche delle persone che si mette assieme, però poi ti ascolti anche altre persone che se uno si permette di dire papà e mamma li accusa di essere reazionari, fascisti e via parlando, perché no, la famiglia, no, un momento, la famiglia deve essere libera, quindi deve essere varie culture che si incontrano, e siccome che in Italia adesso esiste un insieme di culture che tra loro molte volte è anche inconciliabili, bisogna per forza arrivare al punto nel quale tutte le parti deve umilmente e modestamente rinunciare a qualcosa delle sue convinzioni per arrivare, per il bene dei bambini e non per il bene di se stessi o della propria parte politica, arrivare alla soluzione migliore attualmente possibile, migliore e chiara, in modo tale che un sindaco o quello che sarà potrà prendere i provvedimenti necessari e la procura non dovrà più intervenire, perché se esiste una legge e questa legge è rispettata, basta, il discorso finisce lì. Non si può arrivare a sentire, e dopo chiudo, persone di certa area politica che criticano odio perché dice assolutamente ma la magistratura deve essere indipendente, deve essere autonoma e non può essere accusata di fare azione politica e non giudiziaria, dopodiché appena che la procura di Padova fa il suo mestiere, ecco che esce che la procura di Padova fa un'azione politica e perde tempo. E no ragazzi, cioè, come dire... Abbiamo capito, se no non andiamo avanti. Comunque sei stato chiarissimo come sempre, Vladimiro. Sentiamo come risponde l'avvocato Schuster. Prego, avvocato. Ma dunque, il problema sì è che sostanzialmente manca una legge, perché abbiamo una disciplina ferrea, rigidissima sull'accesso alla procreazione medicalmente assistita. Abbiamo veramente poco per quanto riguarda la tutela poi dei bambini che nascono. Allora, in tutto il mondo c'è un reato universale che è lo stupro, d'accordo? Cioè, se non è universale, come lo vorrebbe il suo governo, ma stato che vai, non c'è nessuno stato che prevede un'assenza di conseguenze in caso di stupro. Poi anche dallo stupro nasce un bambino. Allora, il diritto non può dire, beh, ho detto che lo stupro è un crimine, quindi non mi disinteresso poi del bambino che nasce. Non è un caso che nella sentenza, che nasce proprio da un drammatico caso veneto di una mamma che, non contando nulla sull'atto di nascita, con un messaggio WhatsApp è stata esclusa da un giorno all'altro, dopo poi 7 anni di vita con le sue figlie, dalla loro esistenza, revocate le procure, eccetera. Ecco, questa causa da Padova è arrivata in Corte Costituzionale, e cosa dice nel 2021 la Corte Costituzionale? Dicendo che c'è un vuoto gravissimo
che questi bambini vivono in una condizione di deteriore e cita la giurisprudenza sua della Corte Costituzionale sui figli incestuosi, che non si vuole che nascano, ma poi quando nascono non possono avere meno diritti di serie B perché i genitori hanno fatto un incesto. Ecco, quindi i bambini quando ci sono vanno tutelati. Allora, il telespettatore dice ci sono altre questioni. Allora bisogna essere anche, è vero, ci sono problemi dell'economia, io penso che la svolta diciamo di chiusura conservatrice molto violenta che registriamo diciamo in certa politica nasca poi dal fatto che la gente sta soffrendo molto una crisi economica e quindi l'umore del cittadino e della cittadina media cambia. Però non è che il sindaco di Padova può dire no, mi devo occupare della nuova circonvallazione, della nuova tangenziale, quindi il bambino è nato ieri, non faccio l'atto di nascita, non mi pongo la questione di come farlo, perché quando un bambino nasce va tutelato e lì non puoi spostare, aggiornare la riunione a un anno e dire vabbè ne parliamo, no, è lì, è nato, va deciso. E mi permetterei anche di dire che per chi probabilmente non ha figli o ha i figli grandi, queste questioni oggi non sono la priorità, magari la priorità è la rata del mutuo, giustamente, ma per una famiglia, per una persona che diventa genitore, beh, è difficile dirgli anche tu devi capire che le priorità di un sindaco del paese sono altre. Abbiamo ridotto i parlamentari, bene, ma ci sono tante questioni di cui occuparsi. Semmai uno dovrebbe domandarsi perché il nostro Parlamento si occupa di un reato universale, questo della surrogazione di maternità, che non riusciranno mai ad applicare, che probabilmente non vedrà mai la luce, se vedrà la luce salterà per incostituzionalità, e allora lì dici ma c'era bisogno oggi di occupare giornate di lavoro del Parlamento con tutti i problemi che ha l'Italia. Ma quando un bambino nasce è lì, non puoi fare un ragionamento di priorità. E il sindaco di Padova, come tanti altri sindaci, anche veneti, hanno fatto un'analisi. Come lo tutelo questo bambino che ormai è qua? Quindi la scelta del sindaco è stata corretta. La procura non ha un bambino davanti che bussa alla porta e deve subito rispondere. E poi poteva francamente dire ok, con l'adozione si arriva allo stesso risultato di aggiungere la seconda madre e soprattutto poteva forse ragionare che 6 anni di vita per un bambino o una bambina con 2 madri, un doppio cognome, beh, è difficile dire che si possono cancellare con un colpo di sentenza. Quindi ad oggi, insomma, anche perché, ripeto, quando c'è un bambino di mezzo, il principio giuridico di tutta la nostra cultura occidentale è quella che tu devi valutare in concreto l'impatto di una decisione astratta su quel bambino. Lì, Mattia, Luisa, cosa significa per questo bambino vedersi sparire un secondo genitore? Perché poi dobbiamo anche chiarirlo. Come ha detto bene il telespettatore che è sensibile, ci sono tante famiglie, noi dobbiamo dare spazio a tutte le famiglie, anche perché cosa viene tolto al cittadino o alla cittadina quando rimangono 2 mamme sull'atto di nascita? Nulla, non incide sulla mia famiglia e sul mio benessere, ma incide sul benessere di quel bambino. Abbiamo Leone da Trebasele che se non mi cade la linea, avvocato, poi riprendiamo perché sono discorsi importanti, dobbiamo stare molto attenti e ascoltare bene. Vai Leone. Ciao Milena, grazie, saluti i tuoi ospiti. Allora la cosa è molto complessa e il problema è che la ricerca è andata avanti e con la ricerca si può fare qualsiasi cosa. Si può fare la fecondazione assistita, si può fare di tutto, di più. Però il diritto di un bambino è quello di avere un papà e una mamma. Quello è, cioè non è colpa di nessuno se la vita è così, però il bambino ha il diritto di avere un papà e una mamma. E questo è il diritto minimo sindacabile di un bambino. Però dopo si può fare qualsiasi cosa, però di questi bambini che nascono ci deve essere un controllo, perché dopo ci sono le coppie che si separano, ci sono le coppie che si mettono con altre coppie, ci sono molte cose che non vanno nell'infanzia, c'è la pedofilia, c'è di tutto, perciò il bambino che nasce deve essere controllato. Cioè
che ha il bambino sia tutelato. Grazie Mirella, ciao. Abbiamo sentito Leone e sentivo la nostra Irina Sciaparova che voleva intervenire. Prego Irina. Ha ragione Leone, il bambino deve essere tutelato e la dichiarazione del fanciullo dell'ONU parla proprio che il bambino deve avere la famiglia e i genitori. Non cita testualmente padre e madre, in quanto i genitori sono coloro che crescono il bambino. Chiedere il controllo maggiore dei bambini che nascono nelle coppie omoaffettive, allora tanto vale chiedere il controllo anche nelle coppie etero, perché fino adesso, come in qualsiasi coppia, giustamente ha detto Leone, ci sono le separazioni, ci sono le problematiche, soprattutto anche nelle coppie eterosessuali ci sono altrettante situazioni molto molto importanti, molto difficili. Quindi torniamo al discorso di discriminazione, perché si fa l'appello di controllare una famiglia che ha voluto questo bambino fin da quando stanno insieme, quindi ha portato avanti un progetto familiare insieme. Lo hanno fatto, sono andati all'estero, hanno speso tanto tempo, tanti soldi, tanta fatica per arrivare ad essere genitori, diventare genitori. E dopo dallo spettatore arriva la richiesta che questo bambino sia controllato. È una discriminazione pura. Allora, io però vorrei aggiungere anche una cosa. Qui si parla molto di bambini, di genitori, ma si parla del diritto e dell'adozione? Sì. Perché non si punta invece il dito, e doveva puntare il dito nel cercare di snellire l'adozione, ad esempio, cosa molto faticosa da fare, con diciamo anche dei rivoli che dovrebbero essere veramente capiti, snelliti, costosi. Invece di puntare il dito su questi genitori indipendenti da uomini o da donne, magari sono dei bravissimi genitori, meglio di tanti altri che stamattina abbiamo aperto con degli esempi che io mi domando se è il caso proprio di dire ma è meglio un uomo, una donna, un papà, una mamma, 2 uomini, 2 donne. Vogliamo capire che questi bambini hanno bisogno solo di amore, di ascolto, di carezze, di un accompagnamento sereno, serenità, inclusività. No, si parla sempre di dividere, mettere i paletti. Cosa dice avvocato Schuster? No, è quello, lo slogan di Famiglia Arcobaleno è un amore che crea una famiglia. E al telespettatore prima vorrei dire una cosa. Allora, ad esempio la nostra legge sull'adozione, no? La classica adozione del bambino in stato d'abbandono, e addirittura non solo prende una chiara posizione rispetto all'orientamento sessuale, perché l'adozione, diciamo, di un bambino in stato d'abbandono è vista dal legislatore come qualcosa che si risolve solo con la coppia eterosessuale, ma non è nemmeno vero che è solo la coppia eterosessuale, perché la coppia deve essere coniugata. Una coppia eterosessuale convivente in Italia non può adottare. Allora si capisce, e neanche la persona single, al di là che sia eterosessuale o omosessuale. È una legge molto vecchia, siamo isolati in Europa, e tantissimi chiedono di mettere mano a questa legge, direi un po' da tutti gli schieramenti politici, perché è veramente vecchia, inadeguata a rispondere alle esigenze della società e dei bambini di oggi. Ma lo facciano, avvocato Schuster, basta parlare, lo facciano. Perché basta sentire il fiume di parole come ho aperto la trasmissione, che agiscono, sono là apposta. Prego, avvocato. Prima dobbiamo parlarne agli elettori, forse, perché l'unica cosa che possiamo dire è che l'Italia è rimasta una democrazia, per fortuna, per cui evidentemente non sentono gli italiani l'esigenza, una parte importante degli italiani, l'esigenza di mettere mano al diritto di famiglia. Guardi che se andiamo ripeto, se il Parlamento non riesce nemmeno, non è riuscito nemmeno a fare una legge per sistemare la questione del cognome dei figli che nascono dalle coppie eterosessuali,
che non mi sembra un atto, una legge così difficile ed eticamente complessa, nemmeno quella sono riusciti a mettere in cantiere, nemmeno una legge che sistemi il cognome. Ci sono corti costituzionali, la nostra Corte Costituzionale che interviene ogni tot a metterci mano e poi dice: cosa volete? Dovete sistemarlo voi, mica i nostri bambini fra 2 generazioni possono avere 4 o 8 cognomi. Sistemate, neanche su una questione che riguarda il classico cognome della famiglia del Mulino Bianco il nostro Parlamento riesce a mettere mano. Però tutto sommato l'abbiamo eletti noi, insomma, chi più chi meno. Oddio, avvocato, andrei piano su questo che li abbiamo eletti noi, ma andrei molto piano. Oddio, quei listini bloccati, avvocato, mi dispiace. Allora se non andiamo a votare, perché non andiamo a votare? Se andiamo a votare ci danno già i nomi, i cognomi, ecco le segreterie che comandano imperterrite e nessuno vuole cambiare, capisce che faccio fatica ad accettare, voi li avete, no, loro ce li hanno imposti purtroppo, avvocato. Abbiamo Marisa da Vedelago. Vai Marisa. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, io dico, cioè il mio pensiero, la nostra cultura, cioè quando tu vai a scuola, alle elementari il maestro ti insegna, la maestra, che i bambini nascono da una mamma e da un papà. Allora io dico, proprio per tutelare i bambini, io sono stata per esempio allevata dai nonni, perché i genitori sono andati via presto. Ed è stata una cosa bella, mi hanno allevato bene, però io so chi era mio papà e mia mamma. Metti che due papà, un domani che un bambino cresce e dice: ma io come sono nato che devo avere per forza una mamma che mi ha messo al mondo? La mia mamma dov'è? E sto papà gli dice: ma guarda, questa mamma l'abbiamo fatta noi, che dopo lei ci ha dato a noi. Questo bambino cosa pensa di questa donna? Pensa male di questa mamma? È impossibile che questo bambino dica: ah sì, ma io sono contento perché ho 2 papà. Ok, sarà allevato bene, gli vorranno un bene dell'anima, non metto in dubbio questo. Anche 2 donne non metto in dubbio che gli vogliano bene a questi bambini, questo non è il discorso, è che un domani proprio il bambino non è tutelato, perché questo bambino un domani che scoprirà che questa mamma l'ha fatto e poi l'ha dato via, su commissione, per soldi, cosa scoprirà questo bambino? Cosa verrà a pensare? Oppure questa bambina che vede 2 uomini, all'inizio vede 2 papà che non sono come lei, hanno forme diverse, si chiederà: ma perché io... Cioè, un papà, a scuola ti insegnano così, che si nasce da un uomo e da una donna, e come stesso per gli animali è la stessa identica cosa. Secondo me fare i bambini per venderli o per dare via per soldi non è una cosa giusta. Io posso dire: boh, questa è tua vera mamma e questa è la mamma che ti ha adottato, ma non puoi dire a stesso livello: questa è una mamma quella che ti ha messo al mondo, come la mamma che ti alleva. Perché io non posso dire che mia nonna che mi ha allevato è mia mamma. Mia mamma mi ha messo dentro nel grembo, mi ha fatto nascere. Mio papà ha messo il suo per farmi nascere. Ma se io dico: quell'altra mamma cosa ha messo per me? Io non ho niente di lei, non ho sangue, non ho niente suo. Io ho solo il bene, che il bene ci sta. Ma non dico questo, può essere veramente allevata da 2 mamme. Però non può dire: 2 mamme mi hanno concepito, questo è impossibile. E questo bambino, secondo me, un domani si farà molti problemi, perché finché è piccolo va bene, ma quando andrà a scuola, che il maestro comincia a dire: come nascono i bambini? Dal papà e dalla mamma. Come nascono gli animali? Da un maschio, da una femmina. Va bene Marisa, sentiamo anche le risposte, perché merita una risposta, anche più risposte, con le riflessioni che hai fatto. Grazie Marisa. Allora sentiamo Irina che fremeva. Prego Irina. Allora io sorridevo, a dire il vero. Allora, ho una moglie, sono unita civilmente, abbiamo una bambina che attualmente ha finito la prima elementare. Quando aveva 3 anni abbiamo iniziato a raccontare del perché lei ha 2 mamme e non ha, andando tra l'altro all'asilo nido parrocchiale, come mai gli altri invece hanno una mamma e un papà. E allora gli abbiamo spiegato l'iter che abbiamo fatto, ovvero della ricerca biologica, e abbiamo spiegato: guarda che per far nascere un bambino serve un materiale biologico maschile e materiale biologico femminile. Poiché 2 donne non possono farlo, ovviamente loro si rivolgono a una clinica dove c'è un donatore che li aiuta a diventare madri. Il donatore fa
dona del materiale biologico, come se quando ci sono gli impianti, per esempio una persona ha bisogno del trapianto del cuore, ok, e le viene dato il cuore di un'altra persona. Quell'altra persona non sarà mai considerata un genitore rispetto a chi riceve questo trapianto, quindi è una semplice donazione del materiale biologico che dà la possibilità di farci diventare mamme. A scuola non insegnano che ci sono i bambini che nascono da mamma e papà, a scuola insegnano che ci sono vari modi per diventare genitori, anche perché i genitori sono coloro che crescano il bambino, non coloro che lo mettono al mondo geneticamente. Inoltre i nostri figli sono tutelati, non sono tutelati dalla legge italiana, ma sono tutelati dalla presenza di 2 genitori, come deve essere assolutamente. Mentre nel caso di 2 papà, anche lì non si tratta di una compravendita di questo bambino. Tutti i nostri papà si recano nei paesi dove la gestazione per altri è regolamentata, è etica e solidale. Cosa vuol dire? Che io posso decidere di mia spontanea volontà, che sono una donna, di o donare semplicemente il mio materiale biologico e quindi sono donatrice, oppure posso portare in grembo. E vorrei anche ricordare alla spettatrice che su 10 famiglie che si ricorrono alla gestazione per altri, 9 sono le donne e gli uomini eterosessuali, quindi le coppie eterosessuali che non possono procreare personalmente, quindi devono per forza procreare grazie all'aiuto di altre persone. Allora, so che abbiamo la nostra Sandra in linea da Padova. Sandra, stai in linea perché devo mandare assolutamente questo servizio e poi lo commentiamo tutti assieme. Stai in linea, Sandra? Allora, storia, famiglia, arcobaleno, andiamo a sentire. Siamo in attesa della raccomandata che dovrebbe comunicarci la richiesta di annullamento dell'atto. Emanuele e la sua compagna Roberta sono in attesa della raccomandata della Procura di Padova. I loro gemellini, nati nel 2020, sono 2 dei 33 bambini registrati all'anagrafe dal sindaco Sergio Giordani. Le 2 mamme vivono in provincia di Verona e hanno anche un'altra figlia di 7 anni che è stata adottata dalla compagna di Emanuela attraverso la Stepchild Adoption. Ora la decisione della Procura di impugnare l'atto di nascita dei gemellini cancellando il cognome della mamma non partoriente, in questo caso Manuela. Un atto di nascita che per loro è sinonimo di identità familiare. Rappresenta un riconoscimento identitario e rappresenta anche la tutela dei diritti che dovrebbero essere garantiti costituzionalmente a tutti e a tutte. Noi siamo abbastanza serene, ti dirò, siamo forse più arrabbiate che preoccupate, perché troviamo veramente incredibile quello che si sta verificando. Lo riteniamo un atto omofobico, grave, gravissimo, perché non ci sono i presupposti normativi per quello che sta succedendo. Noi non abbiamo violato nessuna legge, non c'è nessuna legge che ci impedisce di avere figli. Per i bambini il cognome è importante, fa parte della loro persona. Loro hanno 3 anni, tra qualche giorno, quindi non sono piccolissimi. Se tu gli chiedi come si chiamano, loro ti dicono il loro nome accompagnato dal doppio cognome. Il mio è quello della mia compagna. Quindi loro si identificano con quel nome, con quel cognome, e con quel nome, con quel cognome sono identificati all'esterno. Per Emanuela e Roberta quanto sta accadendo è una grave forma di discriminazione. Il percorso fatto dalle coppie di mamme è identico a quello che farebbe una coppia etero che affronta la fecondazione assistita eterologa. Questi bambini, i miei 3 figli, se non ci fosse stata una volontà e un'intenzionalità da parte mia e di Roberta, non sarebbero mai venuti al mondo. Non sarebbero venuti al mondo con un padre e una madre, non ci sarebbero mai stati. Quindi quelli sono miei figli prima ancora che nascessero. Mi si chiede di adottarli perché se ha una coppia etero questo non è richiesto. Parole che veramente, riflessioni che poi sentiremo anche l'avvocato Schuster e anche Irina Sciaparava. Adesso sentiamo la nostra Sandra da Padova. Vai Sandra! Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Allora, io sono d'accordo che questi bambini che ormai ci sono devono essere tutelati, cioè bisogna avere amore per essere tutelati, perché il cognome, anche se una famiglia
diciamo non tradizionale, e questi bambini sono cresciuti. Poi sono d'accordo con tante cose, qualche spettatrice, anche la signora penultima che ha parlato. Io però, ve lo dico per esperienza non mia, io ho mio cognato e mia cognata che hanno adottato un bambino russo, che l'avevano trovato per la strada fuori Mosca, adesso non mi ricordo il paese, tutto bello, pulito, a volte una copertina, e non aveva neanche nome, niente. È stato 2 anni una specie di orfanotrofio con una rete altissima, e loro ci hanno messo 3 anni, avendo anche le possibilità economiche, perché anche là, e vabbè, sto bambino adesso ha 18 anni, e sono stati accompagnati dalle persone preposte alle adozioni internazionali, e devo dire, allora a 6 anni o 7 gli hanno detto che è stato adottato, ha il cognome, è un bambino, è un ragazzo bellissimo, bravissimo. Io allora dico una cosa, io non sono d'accordo, è logico che negli altri paesi sono avanti, ma avanti perché hanno una cultura anche diversa. Io non credo sia un atto d'amore. Scusa, io ho partorito e quando avevo la pancia, scusami Mirella, io non avrei dato via mio figlio, ma è amore per nessuna ragione al mondo. Però questo è un pensiero mio. Quello che dico è un'altra cosa, ma perché non fanno, cosa cambia ai fini del nucleo familiare, che siano 2 donne, 2 uomini, l'adozione? Non cambia niente, perché l'adozione, il bambino adottato ha gli stessi diritti di uno biologico. Ecco, io là sono un po' perplessa. Dopo, il sindaco di Padova, è chiaro, la procura, come ha detto l'avvocato qua ospite, è chiaro, la procura va avanti a livello di legge e non ha il bambino davanti. Però anche il sindaco, scusa, d'accordo, non c'è una legge, però prima di fare determinate azioni, se io vado contro alla legge, dico una stupidata, anche buttare una cicca per terra, prendo la multa e con ragione, perché Allora il sindaco all'epoca doveva un po' anche premunirsi di certe future critiche o future azioni legali che poteva incorrere. Questo è il mio pensiero, Mirella. Io non sono un avvocato, non ho le leggi. Grazie Sandra, devo correre perché siamo in finale e meritano delle risposte molto precise queste riflessioni che state facendo in diretta. Allora sentiamo soprattutto Irina, che io ho dei dati. Prego Irina, come commenti queste riflessioni di Sandra? In primis, avendo le tecniche che permettono di diventare genitori a chiunque, perché non sfruttarli? Quindi per quale motivo una coppia eterosessuale non viene invitata ad adottare, quando potrebbe ricorrere tranquillamente e gratuitamente in Italia alla procreazione medicalmente assistita, invece le coppie omosessuali sì. E in secondo luogo vorrei portare proprio dati precisi del 2021 che riguardano le adozioni. Le sentenze di adozioni nazionali nel 2021 sono state 1487 contro 8687 domande. Mamma mia. Cioè 8.687 domande di coppie sposate italiane che stanno aspettando e sono 1.487, mentre le adozioni internazionali, sempre nel 2021, sono state 598 contro 2.200 domande. E parliamo, ribadisco, coppie sposate eterosessuali. Quindi la soluzione dell'adozione assolutamente non è il caso, ma anche la stessa ministra della famiglia, Roccella, ha ammesso che l'adozione in generale non è possibile, cioè non si può, perché non ce ne sono bambini da adottare. Ci sono più domande che risposte, non ci sono bambini da adottare. E quelli da adottare è una fatica immane, perché c'è una burocrazia e un business, sì, perché lo diciamo, c'è un business pazzesco ai danni di questi bambini che non sono sicuro tutelati, perché sono su orfanotrofi terribili. Vogliamo parlarne? Avvocato Schuster. No, ma ha detto bene Irina. Allora, l'adozione è stata una grande protagonista della tutela dei bambini e anche strumento di creazione di famiglie.
Non è più così oggi. La Russia per questioni di guerra, ma ancora prima, aveva bloccato le adozioni proprie, quindi oggi la domanda, l'amore di tante coppie ad adottare bambini c'è, e forse è anche positivo che non ci siano così tanti bambini, perché stiamo riuscendo meglio a supportare le famiglie in difficoltà, non vengono più presi bambini dati in adozione, si aiutano le famiglie d'origine. Quello che volevo dire al telespettatore è papà e mamma. Allora, questo è il modello del nostro Parlamento, cioè ti do l'accesso all'eterologa solo se sei uomo e donna, ti do l'accesso all'adozione se sei uomo e donna. Su questo molti altri paesi, guardi tutti quelli attorno a noi, Austria, Svizzera, Malta, Francia, la lista contiene tutti quelli occidentali aprono anche alle coppie gay e spesso anche alle persone single. Quindi lì siamo indietro su tutto, ma ripeto, anche le persone single dove l'orientamento sessuale non c'entra nulla, perché c'è un bambino che ha bisogno di una casa, ne apriamo ancora più di porte. Ma quando un bambino nasce, non è che puoi più ragionare in termini di papà e mamma, perché quando la procura domanda al tribunale di togliere una mamma, non è che poi il tribunale dice guarda, tolgo questa e metto qualcun altro perché c'è la figlia di papà fuori che si stanno candidando. No, o quel bambino lo tuteli per come è fatto il suo amore nel suo contesto di cura oggi, o tu gli strappi una parte senza dargliene un'altra. Questa è la questione. Poi l'idea che un bambino stia bene solo di fronte a mamma e papà perché la biologia ci dice che ci vuole un gamete maschile o un gamete femminile, ma quello ci dice che papà, la mamma è naturale, perché sappiamo che molti animali vedono il cosiddetto padre inseminare l'orsa per stare insomma nelle mie montagne piuttosto che la femmina, e poi il padre insomma il maschio dopo quel gesto se ne va. Allora quando è che possiamo prendere esempio la natura e quando no? Forse dobbiamo ragionare da esseri umani, e se siamo esseri umani è perché abbiamo una nostra cultura. Io spero, e con questo chiudo, che la cultura che ci accomuna tutti è che un bambino cresce bene se è amato, e io non credo alle gabbie dorate, alle formule magiche, per cui una volta la formula magica per il benessere del bambino era uomo, donna, sposati a vita senza possibilità di divorziare, il bambino lì doveva stare. No, oggi siamo per fortuna andati oltre, sappiamo che i bambini crescono bene anche se l'amore fra i loro genitori viene meno. Cos'è che farà star bene il bambino? Se quei due genitori che oramai si sono separati continuano a volergli bene, a curarlo, ad amarlo. Quello è importante, quello deve avere un bambino, e spero veramente, e mi sembra che gli interventi delle vostre telespettatrici e telespettatori su questo siano tutti d'accordo. Un bambino merita di essere amato, ci sono due mamme, lasciamo che questo bambino sia amato da chi l'ha voluto e da chi gli vuole bene. Allora, io ho avuto ospite un uomo gay che ha adottato una bambina affetta da un problema, e quando hanno visto le foto che questo padre ha portato perché l'ha adottata, nessuno la voleva questa bambina, ecco perché aveva questo problema. Infatti io non vorrei parlare di disabilità come ho detto prima, ma di inclusività, se no non ne veniamo fuori. Però quando vedevano questa bambina felice che giocava con questo meraviglioso papà, tutte le telefonate dicevano ma che bravo questo papà, ma che bello, torni ancora, vogliamo vedere come cresce, ma che bello. Nessuno si è posto il problema, ma questo è un papà? Cioè, hanno guardato l'amore, come la curava, come la stava facendo crescere, come giocava con lei. Allora capisce che secondo me, avvocato Schust, dobbiamo parlarne. Forse, come diceva anche Irina, non c'è un'informazione abbastanza esaustativa per queste persone che hanno molti dubbi. La scuola sta cambiando, il mondo sta correndo, abbiamo una tecnologia, una scienza, una ricerca che hanno fatto passi da gigante, però culturalmente non ci siamo ancora, perché nessuno mai ci dice niente. Allora noi leggiamo su internet, sentiamo l'amico, i social, però quello che veramente si dovrebbe sentire e capire si fa fatica. O sbaglio, Irina? No, non sbaglia. Io abito in un paesino piccolo, in una frazione di un comune molto piccolo,
veneziano ed è di destra, no? Di governamento di destra. Le persone, noi ci siamo approdate come madri in questo paesino, io ero incinta, ovviamente inizialmente tutti quanti ci guardavano un po' così, però una volta che le persone ci conoscono, quindi hanno a che fare direttamente con le nostre famiglie, noi siamo in minoranza ovviamente, non è che siamo dappertutto, però le persone che ci conoscono, se non cambiano il proprio modo di parlare e il proprio punto di vista, almeno si rilassano e diventano un po' più inclusivi, cioè magari non condividono la nostra scelta, magari non condividono la scelta della gestazione per altri, però vedono in noi famiglia, quindi quando, il rispetto, diciamo, il rispetto della famiglia, rispettare, quindi le persone che parlano per sentito dire, è perché loro non hanno mai visto, conosciuto una famiglia, non hanno mai visto i nostri figli. Questo. Soprattutto anche quello che dice giustamente Irina, che ha portato questo esempio di Profondo Nord. Profondo Nord che però prima è molto riluttante, ma una volta che vedi il comportamento, guarda il comportamento, esatto, guarda l'amore, è questo che poi si guarda alla fine, e questo vuol dire tutelare i bambini, sì, soprattutto tutelare questo bambino che sta crescendo bene, magari con genitori più responsabilizzati, perché sanno che hanno gli occhi addosso, sì, e perciò sono ancora più responsabilizzati e i bambini crescono meglio. Cosa dice avvocato Schuster? Diciamo che su una cosa penso che siamo tutti d'accordo: nelle famiglie arcobaleno i bambini non nascono per caso, per un errore di percorso, quindi sono ampiamente voluti e direi, vista la situazione, anche molto sofferti. E io volevo dire che, diciamo, non dobbiamo neanche immaginare di ragionare di una famiglia sulla Luna. Queste famiglie ormai esistono da tanti decenni, con 2 mamme soprattutto, ma oramai anche da qualche decennio con 2 padri. E quindi, diciamo, voi non li avete oggi, no? Non li abbiamo qua ospiti oggi, perché poi i protagonisti di tutte queste vicende sono i bambini, che non sarebbero nati se stessimo alla ministra Roccella, che non vuole dare l'adozione a queste donne, non vuole dare la possibilità di diventare genitori grazie alla scienza medica, e i bambini però nascono dall'amore di queste persone e sono qui. Per fortuna la scienza ormai ha fatto tante ricerche e ci dicono che stanno bene. E soprattutto oramai questi bambini non sono più dei bambini, sono degli adulti, hanno 20 e più anni e adesso potranno difendere i loro genitori. Non sono più i genitori che difendono i loro figli, sono i figli stessi che difendono non più se stessi, ma i genitori, la loro famiglia, la loro storia, la loro identità. Quindi io spero veramente che riusciate in una futura trasmissione a coinvolgere qualcuno di questi ragazzi, di queste ragazze che raccontano la loro storia, perché è giusto che loro dicano che in realtà crescere con quell'amore li ha rafforzati. Guardi, sono nato il 30 dicembre, io alle medie ero, diciamo, un po' bullizzato, perché ero il più piccolo, poi con un cognome tutto strano, della piccola Trento. Io penso, ovviamente in quei tempi un po' sofferto, diciamo, di essere un po' più vulnerabile all'interno della mia classe. Poi sono cresciuto a 1,85 m dopo, ma è arrivato molto dopo. Ecco, io penso che quella mia esperienza della mia adolescenza, diciamo alle medie, di vittima un po' di bullismo, eccetera, mi abbia consentito di vedere il mondo con gli occhi che ho. Se fossi stato io il bullo, il più grande, eccetera, probabilmente molte cose non le avrei colpite. Quindi non credo alle formule magiche, diciamo, della felicità del bambino, se c'è un contesto ideale. Il bambino è felice se è amato, se capisce la realtà in tutte le sue componenti, anche le ingiustizie, perché è quello che lo farà maturare, è quello che gli darà l'anticorpi per vivere in una società difficile che la vostra trasmissione, direi che in maniera ottima, ci spiega ogni giorno. Allora, avvocato Schuster, lei sta parlando con una persona che è la sottoscritta, che da anni si batte per dare dignità alle persone diversamente agili. Lei si renda conto della difficoltà che io faccio a portare questi ragazzi, ad esempio a Burano, in motonave per staccare la spina, e non posso portare le telecamere a riprendere la gioia di questi ragazzi perché qualche genitore pensa di essere strumentalizzato e non vuole che suo figlio venga ripreso. Allora lei capisce che la strada da percorrere è molto lunga,
perché hanno messo la privacy. Allora mettono la privacy su questo, che qualche genitore, perché non conosce, come dice Irina, non sa che è il primo lui a discriminare, perché lo toglie da quello che dovrebbe essere una gita felice, però può partecipare il ragazzo o il figlio magari che è normale, che è normodotato. Quello non normodotato invece va tenuto a casa perché viene strumentalizzato. Capisce che c'è tanta strada da fare ancora, perché culturalmente non ci siamo, avvocato, non ci hanno preparato a questo, ci hanno isolato, sono riusciti a metterci uno contro l'altro. Questo è successo. La politica lo sapeva, conosce, tanto è vero che parlano di famiglia, la predica e magari sono separati con 2 mogli, con l'amante, con tutto, ha capito com'è la storia di questi soloni della politica che parlano di famiglia e sono i primi che dovrebbero farsi un punto interrogativo. Però il silenzio è totale, perché sanno che colpiscono l'opinione pubblica su un punto debole, lo sanno benissimo. Abbiamo la Chiesa, abbiamo il Vaticano, abbiamo tante cose che grazie anche forse a questo Papa sta cercando di risolvere. Io non so come faccia ancora a esistere questo Papa, infatti lui dice sempre pregate per me, non lo dice a caso di sicuro. Capisce che dobbiamo forse fare più trasmissioni, parlarne di più, come dice Irina, coinvolgere di più anche dove vivi. Ecco, su questo paese, su questa città, abbiamo queste donne, questi papà che si mettono in prima fila, si sta muovendo qualcosa, i giovani lo capiscono i giovani di questo problema, c'è qualcun altro che non lo capisce, avvocato, ma i giovani ci sono con voi i giovani, non sono lontani da voi, tanto è vero che quell'insegnante che si è data a fuoco qui vicino a noi perché non era capita, era riuscita a vestirsi da donna e la prima cosa è andata in classe dai suoi ragazzi perché sapeva di essere capita, non è andata dal direttore, è andata in classe e i ragazzi avevano capito, non c'era nessuna meraviglia. Capisci che dobbiamo parlarne, o sbaglio Irina, cosa dici? Assolutamente sì, infatti oggi se andate in edicola troverete un giornale che parla, dove parla, anzi porta la propria testimonianza, una ragazza ventenne che si chiama Maya, è cresciuta da 2 mamme, quindi a 20 anni, la nostra associazione mentre 18, e parla chiaramente quanto sta bene, quanto si è felice e come lei. Ce ne sono altre, se non sbaglio ufficialmente conosciamo più di 10 bambini che ormai sono diventati grandi perché hanno superato 18 anni. Quindi parlate con loro e comprate la rivista in edicola oggi per togliere qualsiasi dubbio. Allora andiamo a vedere, prima di lasciare i miei ospiti, perché è molto importante quello che stiamo vedendo, reazioni, decisioni, famiglie, arcobaleno. Andiamo a sentire, poi saluto i miei ospiti. Sono sereno e convinto delle scelte fatte. Dal 2017 trascrivo gli atti di nascita delle bambine e dei bambini, figli di 2 mamme. È un atto di responsabilità verso questi piccoli, perché non accetto il pensiero che ci siano bambini discriminati fin da subito e appena nascono nei loro fondamentali diritti. Le parole sono del sindaco di Padova Sergio Giordani, subito dopo aver appreso la notizia della decisione della procura di impugnare gli atti di nascita dei figli delle coppie formate da 2 mamme perché ritenuti illegittimi. Il comune ha registrato i bimbi di coppie gay anche con il nome del secondo genitore, ovvero la mamma non biologica. Lo abbiamo sempre tempestivamente comunicato alla Procura di Padova dopo ogni atto, senza mai controdeduzioni, prosegue Giordani. C'è un grave vuoto legislativo che il Parlamento deve colmare. Sulla stessa linea di Giordani, l'assessora ai servizi demografici di Padova, Francesca Benciolini. In questo momento noi dobbiamo aspettare che le cose prendano il loro corso, che il Tribunale si esprima e magari questo potrà diventare l'occasione per sollecitare ancora una volta il Parlamento a legiferare su questo tema, perché è un tema presente su cui gli enti locali riscontrano ogni giorno una quotidianità che va avanti, un tema di diritti dei bambini e delle bambine, quindi
il nostro ruolo in questo momento è continuare un advocacy anche insieme a tanti altri enti locali con cui ci siamo visti il 12 maggio a Torino, perché si prenda in mano il tema ma lo si tratti nella direzione dei diritti dei bambini e delle bambine che già esistono. La decisione della Procura di Padova è salita alla ribalta nazionale. Anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è intervenuta. Un forte abbraccio al sindaco di Padova e alle famiglie di quei 33 bambini, ha detto la Schlein. Eppure, avvocato Schuster, adesso abbiamo una destra-destra, ma abbiamo avuto anche una sinistra, un centro-sinistra, verdi, viola, arancione, che potevano intervenire e fare qualcosa. Adesso passano il cerino, ma è troppo facile passare il cerino, perché la botte è piena, è strapiena, straboccando. Queste famiglie numerose che abbiamo visto, anche nei cortei, stanno dicendo no, sono voci importanti, l'Europa stessa. Ecco, come ci saluta e cosa ci dice, avvocato Schuster? Guardi, le saluto dicendo che sì, nessuna forza politica ha un alibi per non aver agito. Come ho ricordato prima, il collega Paniz, che diciamo non penso possa essere collegato a sinistra, è stato uno dei primi avvocati a difendere gli atti di nascita di queste famiglie. L'altro giorno Alessandra Mussolini ha fatto un video in pieno dissenso rispetto alla procura di Padova. Io penso che si debba fare un'opera per ricucire, portare assieme forse quei piccoli pezzi della società sensibili a tutelare i bambini, che forse faranno quella maggioranza che finalmente serve per fare leggi che la Corte Costituzionale ci chiede di fare. E l'ultima battuta, il caso di Mamma Vale, di questa donna padovana che si è vista togliere le bambine dall'altra madre solo perché questa era sulla carta. Pensi che nel costruire la causa ho visto veramente la storia di quella famiglia e c'era una foto incredibile del battesimo di un sacerdote che accoglieva entrambe le mamme vicino al fonte battesimale di queste gemelle. Quindi anche la Chiesa Cattolica, guardi, io non la metto in croce perché anche lì ci sono tante sensibilità come fuori dal mondo cattolico, quindi c'è un'alleanza trasversale per tutelare queste famiglie e l'amore su cui si costruiscono queste famiglie. Quindi lavoriamo, grazie a voi, di dedicare spazio a questa riflessione, perché la gente deve capire che questi bambini stanno bene se sono amati e dobbiamo essere tutti d'accordo che l'amore non conosce né colori né confini. Grazie all'avvocato Alexander Schuster, collegato con noi da Trento. Ci sentiremo ancora, avvocato, che è del Foro di Trento. Grazie, buona giornata e buona domenica. Irina Sciaparava, come ci saluta e cosa vuoi dire come ultima cosa? Allora, parlando delle leggi, vorrei precisare che noi come famiglie non chiediamo una legge nuova, non chiediamo qualcosa che deve essere elaborato dall'inizio, chiediamo l'estensione delle leggi già esistenti, quelle che ci permettono di riconoscere i bambini alla nascita, quelle che permettono a una donna single che vuole diventare mamma di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, le leggi che permettono a tutte le coppie, ovviamente con il dovuto le dovute verifiche, di adottare un bambino. Quindi nulla di nuovo, ma solo le cose già esistenti con l'estensione, con inclusione anche di tutti i casi e di tutte le famiglie, di costellazioni familiari. Grazie Irina Sciaparava, referente delle famiglie Arcobaleno in Veneto. Grazie Irina, ci sentiremo presto. Pubblicità.
una lunga mattinata piena di problemi, speriamo anche con delle soluzioni importanti. Siamo sul Montello, guardate che meraviglia. Ne parleremo adesso con Levis Martin, che è in presenza, che è il direttore consorzio Bosco del Montello. Buongiorno direttore, Mirella, grazie di essere qui. Bentrovati ai suoi telespettatori. Buongiorno. Anche perché per lui è una giornata molto importante, poi sentirete cosa succederà oggi proprio sul Bosco del Montello. Salutiamo anche il professor Umberto Sarcinelli, giornalista e scrittore. Buongiorno professor Sarcinelli. Buongiorno a voi. Tanti problemi, tante telefonate dappertutto, ma soprattutto ecco, i telespettatori vogliono essere coinvolti, i cittadini vogliono essere coinvolti, vogliono sapere quello che succede, vero direttore? Perché vogliono partecipare, ecco, diventare cittadino attivo, o sbaglio, direttore? Cosa ci racconta, direttore Martin? Sì, sicuramente la gente vuole essere informata sia sugli eventi, anche sulle notizie purtroppo non sempre positive di cui avete parlato finora. Noi cerchiamo di portare invece adesso una ventata di positività. Lei prima mi diceva che per oggi per il Consorzio è una giornata importante, lo è perché stiamo organizzando assieme al Comune di Volpago del Montello la Tradotta in Rosa, che è una passeggiata ludico-motoria a fin di bene, perché la raccolta fondi è per la LILT, per la lotta al tumore. Quest'anno si chiamerà Tradotta in Rosa e Azzurro, perché vogliamo pensare anche agli uomini e non solo alle donne. Finalmente quindi, direi io. Ecco, e quindi chi parteciperà oggi alla Tradotta in Rosa, che ricordo è alle 18, ci si può ancora iscrivere, abbiamo già superato le 1000 iscrizioni, ma contiamo di andare oltre. Quindi le donne avranno la maglietta rosa, gli uomini avranno la maglietta azzurra, quindi è una passeggiata aperta a tutti. Sono 5 km per chi vuole fare poca fatica, 10 per chi invece ne vuole fare di più. A fine passeggiata ci saranno gli alpini, gruppi musicali, birra, vino, stuzzichini, insomma ci sarà anche la possibilità di cenare, quindi vogliamo che sia una bella giornata e tutto il raccolto, tutte le donazioni andranno per la LILT. Dove si troverà questo punto di riferimento? A Volpago del Montello, dove c'è la piazza del municipio, lì sarà la partenza e l'arrivo e poi appunto la passeggiata si snoderà ai piedi del Montello e sulla Tradotta, che è una ciclopedonale che è bellissima. Allora, professor Sarcinelli, Levis Martin, il direttore, parlava di uomini e di donne. Io direi di iniziare a parlare di persone, indipendentemente che abbiano la maglietta rosa o azzurra, di persone che partecipano assieme, di parlare di inclusività. Cosa dice professor Sarcinelli? Ma intanto non sono professore perché non ho una cattedra. Ah, io ho scritto professore, la chiamo professore, stia tranquillo, professore, va bene, vada tranquillo Sarcinelli. Mi chiami Umberto che è meglio. Prego. Ecco, sì, il nodo centrale come quello di cui avete parlato anche prima è la cultura, cioè il fatto della conoscenza. Ecco, per esempio, mi veniva in mente che sul colore rosa e azzurro alla fine dell'Ottocento una direttiva del Regno aveva suggerito che i maschi indossassero il rosa perché era un colore più deciso dell'azzurro, che sembrava più sbiadito e più femminile. Ecco, quindi vedete, poi è la cultura che determina molte cose e le determina anche sul mondo naturale. Per esempio quell'evento di cui parlavate prima con il direttore Martin ha delle valenze molto importanti. Se pensiamo che per esempio adesso la scienza sta studiando e sta anche in una certa misura realizzando quelli che si chiamano la terapia forestale, che non è quella cosa New Age che si va ad abbracciare gli alberi per l'amore universale, ma sono dei percorsi in boschi naturalmente studiati, nei quali le sostanze che rilasciano varie specie di alberi, dalle conifere ai altri alberi tipo le querce, i faggi, hanno un potere medicale e sanitario veramente importante. Per esempio in Friuli l'Università di Gorizia ha studiato insieme alla Università di Vienna
una serie di boschi che sono risultati molto efficaci con il rilascio di queste sostanze, di queste molecole, e soprattutto per quanto riguarda gli effetti post-Covid, ma in generale per la circolazione respiratoria e anche la circolazione cardiaca e il benessere generale, riducendo per esempio del 30% il rischio cardiologico di ipertensione e anche l'efficacia poi di una respirazione. Camminare nei boschi, in questi boschi individuati, perché ovviamente bisogna vedere quali sono le zone più adatte per avere questi terpeni e monoterpeni, che sono queste molecole che hanno questa enorme efficacia sanitaria, per avere un beneficio diretto, e non solo un beneficio da un punto di vista fisico, ma anche psicologico, perché è stato scoperto che, cioè non scoperto, è stato ribadito che l'andare per esempio in fare questi percorsi, che mediamente sono di 1 ora e mezza, massimo 2, contribuisce notevolmente a risolvere problemi di depressione o di altri così piccoli accidenti psicologici che possiamo avere tutti nel corso della nostra vita. Molto chiara questa spiegazione, come la commenta, direttore? Ecco, cosa vuole aggiungere? Prego. Il dottor Sarcinelli mi dà un assist perché lui ci ha portato dei dati scientifici. Io ho sempre avuto la sensazione di benessere quando si va a camminare sul Montello, sia fisico che psichico. Tra l'altro il Consorzio Bosco Montello ha proprio deciso, adesso tramite degli studenti dell'Università di Scienze Forestali, Scienze Biologiche, di creare un nuovo percorso didattico. Noi l'avevamo pensato per i bambini, immerso nel bosco, dove i bambini potessero scoprire le essenze tipiche del Montello. Come professore ha parlato di faggi, querce, il Montello per fortuna ne è pieno, e soprattutto noi del Consorzio Bosco Montello abbiamo una proprietà a Santi Angeli, che è in comune di Nervesa della Battaglia. Abbiamo circa 7-8 ettari di bosco, ed è un bosco proprio di alberi secolari, querce, faggi, carpini, e non è ancora stato compromesso dalla caccia, mentre gran parte del Montello ha oggi la caccia o altri tipi di colture. E seguendo l'indicazione del dottor Sarcinelli potrebbe veramente essere anche l'idea di creare un percorso di 1 ora, 1 ora e mezza, immerso in mezzo alla natura a questi alberi, che può essere didattico per i bambini, perché è giusto che i nostri figli, i nostri bambini sappiano anche che cos'è un albero, che cos'è la natura, i fiori, le api, insomma tutto quello che circonda l'ambiente, gli animali, la flora, la fauna del Montello nel nostro caso. Però anche un adulto prova sicuramente beneficio nel passare 1 ora in mezzo al verde, e visto che il Montello tutto sommato è qui vicino a noi, da Treviso si raggiunge in 20 minuti senza dover andare sempre in montagna, la mia idea è quella di far sì che nel Montello la gente possa venire a passeggiare. Ne è un esempio insomma i grandi gruppi di Nordic Walking che stanno nascendo. Abbiamo il gruppo Nordic Walking Montello, che è di Crocetta del Montello, che è un gruppo molto numeroso che organizza spesso Spieghiamo passeggiate. Chi sono questi gruppi nonni che sono a casa, quelli che camminano con le bacchette. Ecco, avete capito adesso, perché bisogna anche capire di cosa stiamo parlando, perché abbiamo anche tanti diversamente giovani che ci guardano. Allora, professor Sarcinelli, quello che però vogliamo capire è di passeggiare in sicurezza, perché con tutto quello che abbiamo sentito, ecco, la paura veramente è tanta, mentre non deve essere così, non è proprio così. Anche qua dobbiamo avere una comunicazione corretta e far capire che si può ancora passeggiare in sicurezza, però devi anche conoscere. Ecco, io ad esempio a Villa Margherita, con la storia del fumetto di Alessandro, sto facendo questi esperimenti con i bambini dove loro disegnano gli alberi, conoscono gli alberi, e le posso assicurare che hanno un interesse enorme. E come li disegnano bene le foglie, gli alberi. Forse dobbiamo partire proprio da loro. Ecco, forse saranno loro che in futuro ci metteranno in sicurezza, perché sono più, diciamo, acculturati di noi. O sbaglio, Sarcinelli?
No, è vero, il problema è che mondo lasciamo a loro, se lasciamo un mondo irrimediabilmente rovinato oppure se diamo in eredità ai nostri figli e ai nostri nipoti un mondo che ancora può essere naturale. Ecco, vede, ritorniamo sempre alla cultura, anche alla faccenda sicurezza. Si stanno scrivendo e dicendo molte parole sulla pericolosità dei nostri boschi da quando sono ritornati orsi, lupi, linci, lo sciacallo e tutte queste cose. Ma vorrei chiedervi una cosa. Si parlava anche prima giustamente di bambini, anzi faccio i complimenti per la precedente parte che trovo estremamente interessante e anche didattica da un certo punto di vista. Quando voi insegnate ai vostri bambini ad attraversare la strada, gli dite di guardare prima a destra, poi a sinistra, di vedere se stanno arrivando auto e poi quando non c'è nessuno lo attraversate. La stessa cosa di non sporgersi dove non ci sono parapetti, di non avvicinarsi troppo a queste cose qui. Ecco, questi insegnamenti, questi saperi ormai sono diventati esclusivamente di un ambiente urbano. Una volta nessuno si insegnava ai bambini, per esempio, di non andare mai a frugare con le mani negli arbusti o nei muretti a secco, perché poteva esserci una vipera o qualche altro animale che poteva mordere. La stessa cosa di tenere la giusta distanza verso gli animali. Gli animali hanno quella che si definisce in zoologia e anche in etologia la distanza di fuga, cioè una distanza tra voi e loro entro la quale loro, e quindi anche voi, si sentono sicuri. Anche un coniglio che ha torto in questi tanti luoghi comuni che noi abbiamo inventato sugli animali viene considerato un pavido, un vigliacco. Se voi vi avvicinate troppo o lo costringete in un angolo, vi attacca e morde. Quindi si tratta semplicemente di ritornare a questi saperi, sapere che per esempio se vediamo un orso è molto prudente ed è anche molto bello rispettarlo lasciandogli il suo spazio, non andargli incontro, non mettersi a correre perché correndo come verso tutti i predatori, soprattutto anche tutti i felini e i canidi vengono stimolati dalla corsa della preda, quindi scatena degli istinti predatori, quindi non è bene, è bene diciamo rispettare queste distanze, anche perché non si può sapere se c'è un cucciolo nelle vicinanze e trovarsi fra un cucciolo e la sua madre è estremamente pericoloso perché le orse sono madri protettive, forse anche iperprotettive, per cui quando c'è un ostacolo fra loro veramente non Senta Sarcinelli, però noi in Italia purtroppo non investiamo, e là è il problema grande, perché se ci fosse una segnaletica anche adeguata nella zona che ti trovi, dove tu sai che magari è indicato che su quel percorso magari deve avere certe precauzioni, come ha detto lei, forse noi lo faremo anche. Il problema è che ognuno fa il fai da te. Vado dove voglio, mi vesto come voglio, abbiamo sentito come arrivano in Marmolada delle volte con l'infradito, tanto chi se ne frega, l'abbiamo sentito qua, dei sindaci che sono disperati e esasperati. Ecco, si deve investire, Sarcinelli, bisogna investire. Invece per le cose importanti i soldi non ci sono mai, ci sono soprattutto tantissimi perché loro hanno deciso di fare qualcosa in un posto e non va bene perché mettono a repentaglio la sicurezza
del popolo italiano. Questa è la verità, da nord a sud, da est a ovest. E allora poi ci ritroviamo con l'opinione pubblica che si solleva perché è arrivato l'orso e non lo sapeva, non sa neppure quanti sono perché uno dice una cifra, uno dice un'altra e non è preparata, mentre magari andiamo in altri paesi, io cito sempre il Canada perché è quello che magari si cita di più, dove si convive sia con l'orso che con i lupi, ma la popolazione si è abituata, conosce il comportamento che si deve tenere, tanto è vero che io ho detto Sarcinelli, fra poco se costruiremo a 3000 metri ci sarà qualcuno che dirà è arrivata l'aquila e mi ha portato via quello che avevo messo sul tavolo, perché funzionerà così, perché ci si alza sempre di più. Lei sorride e a me viene da piangere, perché fra poco sarà così se continuiamo. O sbaglio? Prego Sarcinelli. No, è esattamente così. È essenzialmente un problema di cultura e di informazione. È anche un problema di scelte politiche. E la conservazione poi della natura e quindi anche del nostro ambiente diventerebbe molto più facile se per esempio fin da ragazzi ci fosse questo orientamento naturalistico. Pensate e soprattutto bisogna capire che la biodiversità non è una bella parola alla moda, è un fatto estremamente concreto. Vi faccio un piccolissimo esempio, appunto parlando di boschi. Il larice, questa magnifica conifera, produce con la sua resina, circa 157 molecole. Queste molecole sono altamente preziose per la nostra farmacopea. Vi ricordo che circa il 98% dei farmaci che usiamo, anche quelli che poi sono diventati chimici, derivano dal mondo vegetale. Quindi conservare la biodiversità non vuol dire avere una cifra da sbandierare come record noi abbiamo, significa avere un tesoro di conoscenze che rimangono lì e che possono essere utilissimi soprattutto nel futuro, quando impareremo a conoscerle, quando le studieremo e vedremo gli effetti. Un altro esempio, ecco, il larice, di queste 157 molecole diverse, che oltretutto venivano usate proprio nella farmacopea popolare con esiti stupefacenti, la nostra farmacopea, la nostra farmacia chimica non è ancora riuscita ad individuarli tutti. Quindi paradossalmente noi possiamo anche estinguere adesso specie, soprattutto vegetali ma anche animali, che potrebbero avere una grandissima utilità per noi nel futuro. Altro velocissimo esempio, in Bolivia, in un terreno, in una zona di circa 50 ettari, vive una pianta che si trova solo lì, endemica, che solo recentemente i ricercatori di 4 università statunitensi sono riusciti a studiare questa pianta, scoprendo che dai suoi frutti si può ricavare un potentissimo antitumorale. Questa foresta di 50 ettari stava per essere completamente distrutta 5 anni fa, tagliata per ottenere che cosa? 4 sedie, qualche fuoco nelle capanne o in casa e qualche ettaro di coltivazione che sarebbe durato pochissimo. Ecco, per farvi capire la biodiversità, la conservazione della natura e quindi anche il rapporto con questa natura, il rapporto con gli alberi, il rapporto soprattutto con gli animali, deve far parte della nostra cultura quotidiana. Conservare non vuol dire mettere in cassaforte, ma vuol dire rispettare la vita.
Allora, io ricordo di quella nonna che ha insegnato ai nipoti la sopravvivenza, che sono vissuti 40 anni per 40 giorni nella foresta, si sono salvati perché sapevano cosa mangiare, dove trovare. Ecco, forse sono i nostri nonni questi. Ecco, quando ci portavano a fare le passeggiate, che ci indicavano l'erba buona, l'erba cattiva, cosa si poteva fare, noi abbiamo avuto questi esempi. Poi abbiamo portato i bambini al supermercato, li abbiamo portati sempre di più, tanto è vero che pensano che la gallina e il pollo viva al supermercato e si prenda al supermercato. Non lo conoscono, non sanno, e quando metti un pulcino in mano a questi sembra di avere il mondo in mano, una meraviglia. Ecco, qua direttore anche voi dovrete fare molto perché siete importanti, voi avete questa oasi meravigliosa che è il Montello, che tutti ci invidiano. Non è che dobbiamo andare per forza in Toscana a vedere certe cose, però non conosciamo, direttore. Forse qualcuno si è mosso in ritardo, ma fortunatamente si è mosso, e grazie direttore Martin. Prego. Sì, noi vediamo che la gente ha proprio voglia di Montello, ha voglia di conoscere. Le faccio alcuni esempi. Abbiamo le Grave di Ciano, che sono una zona a ridosso tra il Montello e il Piave, dove è possibile fare passeggiate. Negli ultimi anni il comune di Crocetta o il comune di Nervesa hanno organizzato parecchie passeggiate in quelle zone e c'è stato un grosso riscontro, quindi vediamo che la gente ha proprio la voglia di scoprire il proprio territorio. Ricordiamo che il Montello è anche carsico ed è pieno di grotte, e anche lì c'è la possibilità di organizzare con ovviamente i gruppi speleologici autorizzati passeggiate in grotta. Le dirò di più, l'anno scorso abbiamo organizzato una corsa in mountain bike proprio sul nostro vigneto assieme ad un'associazione di Padova, e quest'anno farà la seconda edizione, si chiamerà XC del Montello ed è il 2 luglio. Mi dicono che ci sono atleti da tutta Italia, e quando sono venuti a fare la prima edizione hanno detto che appunto il Montello non ha nulla a invidiare, come dice lei, alla Toscana o altre zone, e quindi quest'anno pensano di aumentare il numero di partecipanti. Prima abbiamo parlato di Nordic Walking, anche qui un tempo si pensava che il Montello non potesse essere utilizzato a questo scopo, e invece vediamo che ogni sabato e ogni domenica il Montello si riempie di ciclisti, di podisti e di semplici persone che passeggiano. Cosa dobbiamo dare? Dobbiamo dare a queste persone servizi, dobbiamo dare a queste persone comunicazione, adesso le dirò un'altra cosa, e dare anche la possibilità di trovare dei percorsi, ad esempio, come posso dire, che abbiano già una loro fruizione con della tabellonistica, con della pubblicità. È il caso, ad esempio, del percorso Romanazzi, che parte da Santa Maria della Vittoria, lì si può parcheggiare e si può anche lì fare un percorso di 5 o 6 o 8 chilometri, e lungo il percorso ci sono dei pannelli illustrativi, in maniera che sia l'anziano che il giovane possano cimentarsi in queste passeggiate. Oltre a queste attività sportive abbiamo creato assieme ai 5 comuni del Montello, che ricordo sono Montebelluna, Crocetta, Giavera, Nervesa e Volpago, un contenitore, io lo chiamo contenitore, si chiama Montello Eventi, quindi senza che una persona si perda di vista cosa organizzano i 5 comuni, cliccando sul sito Montello Eventi o sulla pagina Facebook di Montello Eventi, uno in tempo reale vede nell'estate, prossimo luglio, agosto, settembre, cosa i comuni del Montello vanno a organizzare. Questo serve anche ai comuni di interfacciarsi, di non creare lo stesso evento magari lo stesso giorno, perché appunto noi vogliamo che la gente viva il Montello, e il più possibile cerchiamo che questi eventi, come diceva prima il professore, vengano fatti all'aperto, perché noi pensiamo, ma lo vediamo, che la gente ci chiede eventi all'aperto, quindi passeggiate, picnic, perché siamo pieni di input che le persone ci danno. Ovviamente il consorzio un po' alla volta cerca di raccogliere, ma un giorno le inviterò nel nostro podere. Adesso un po' alla volta lo stiamo migliorando, abbiamo sistemato un fabbricato, abbiamo portato l'acqua, abbiamo portato l'energia elettrica, in maniera che se qualche associazione o qualcuno vuole organizzare un evento, noi lo affittiamo o lo diamo in uso, adesso a seconda dell'occasione, ma vogliamo proprio che il Montello venga vissuto dalle persone, in bicicletta, a piedi o in qualunque modo, anche perché sono sorti in questi anni parecchi agriturismi, B&B che una volta non c'erano, e quindi le persone hanno anche la possibilità di dormire e di soggiornare alcuni giorni sul Montello, possibilità che fino magari a 10 anni fa non c'era.
Non vorrei dilungarmi troppo, ma ad esempio anche abbiamo dei prodotti agricoli del Montello, la patata del Montello, gli asparagi, il miele da caccia che ci invidiano un po' ovunque, i funghi, anche se poi i funghi vengono raccolti solo in un breve tratto dell'anno. Abbiamo quindi anche questi prodotti tipici, l'olio del Montello, cominciano a esserci le prime aziende che fanno l'olio del Montello e altre cose di nicchia. Ho scoperto da poco che c'è sempre sul Montello un ragazzo che con le capre fa il formaggio di capra, un'altra ditta che ha coltivato i mirtilli e vende i mirtilli del Montello, quindi lei vede che c'è un sottobosco anche di attività antropica che mancava, e questo porta turismo, porta benessere anche al territorio, che non è solo appunto il taglio della legna e quant'altro, si può vivere anche di attività diverse. Anche perché saremo anche stufi di vedere solo viti, dire la verità, ecco. Direttore, forse se qualcuno cambia anche un po' percorso non sarebbe male, perché siamo veramente stanchi di questo, visto che abbiamo la fortuna di avere una meraviglia che è la biodiversità proprio sul Montello, o sbaglio Sarcinelli? Sì, bisognerebbe anche appunto agire sul piano culturale e informativo, per esempio anche nei riguardi degli animali. Molte persone per esempio vanno nei boschi e pretendono, o vanno anche nelle oasi, nelle riserve, nei luoghi protetti, pensando e pretendendo di poter vedere tanti animali, di poterli magari avvicinare molto, cioè queste cose si possono fare soltanto agli zoo. La natura è un'altra cosa, però è ancora molto più affascinante. Per esempio, se si cominciasse a insegnare, cominciando magari ovviamente nelle scuole, a trovare, a esaminare e a considerare quelli che sono i segni di presenza degli animali, si avrebbe un duplice effetto, quello di capire che cosa accade nell'ambiente, che sia boschivo, che sia un prato, e quello che può accadere e accade in natura. Vi faccio un esempio, per esempio la conoscenza delle impronte, delle tracce. Tante volte non si vedono gli animali, però si vedono le loro impronte sul sentiero, sulla strada, su una pozza, su un terreno molle, sulla neve. Per esempio imparare a capire che se troviamo una nocciola bucata o rotta a metà, è l'effetto per esempio dello scoiattolo o della ghiandaia. Se troviamo qualche piuma per terra così sparsa in una maniera disordinata, può esserci stato in quel luogo una predazione da parte di una volpe o di una martora su un uccello. Ecco. E se appunto vediamo delle fatte, degli escrementi, si può benissimo risalire alla specie animale che li ha prodotti, e quindi capire che in quell'ambiente c'è l'orso, c'è il lupo, c'è il camoscio. Sa Sarcinelli che è la prima volta che sento parlare, almeno nella mia trasmissione, a parte qualche raro esperto che ho avuto, non aver paura dell'orso. Fermati, non correre. Cioè non è che lei ha detto bisogna ucciderlo, lei ha detto attenzione, c'è, mi devo comportare in questa maniera. Queste sono cose importanti, Sarcinelli, ma si rende conto che noi la prima cosa che sentiamo da qualche politicante è uccidere. Dobbiamo uccidere. Ma come dobbiamo uccidere? Siamo nel 2023? Poi parliamo di ambiente. Ecco, come ci saluto? Veloce perché devo chiudere, Sarcinelli. Vi do due dati. Veloce. Ogni anno in Italia per l'inquinamento da particolati PM10, PM2,5 e soprattutto i nanoparticolati muoiono 60.000 persone. 60.000. Per l'orso negli ultimi 10 anni è morta una sola persona. Nel mondo 500.000 di persone muoiono per le zanzare.
Basta Sarcinelli, la inviterò ancora perché non ho più tempo. Grazie a Umberto Sarcinelli, giornalista, scrittore, veramente esperto in fauna. Grazie al nostro Levis Martin, direttore Consorzio Bosco del Montello. Ci risentiamo, grazie, buona domenica a tutti. La posta di Mirella. E come quasi tutti i sabato riprendiamo a leggere le poesie La farfalla che vola oltre di Francesca Basso e Monica Michelin, dedicata a questo adorato figlio Mattia, che purtroppo è deceduto durante il lavoro, un lavoro che non si sa ancora bene, ma soprattutto il perché non c'è questa attenzione di mettere al sicuro questi ragazzi, queste ragazze, uomini, donne che lavorano, e succede sempre poi l'irreparabile, perché si perde la vita e questa vita non torna più, nella disperazione totale di queste famiglie. Ricordo che il 3 luglio ci sarà il processo, un processo importante che farà storia. Vedremo se c'è giustizia nel nostro paese, cosa molto dubbiosa, con molti punti di domanda, però noi speriamo sempre. Questa mattina, dopo questa cavalcata con gli ospiti, leggeremo questa bellissima poesia. Ciao mamma, ti ho sentita parlare con un'amica stasera. Com'è che non la ascolti? Com'è che mi sembra di vederti come staccata, assente, incompleta? Mamma, le persone cercano di aiutarti. Coglilo quell'aiuto, se non ti accorgi mai di quello che ti regalo io. Sono stato seduto sul tavolino esterno a casa, assieme ai coniglietti di Anna, ad ascoltare. Hai appeso delle farfalle sul muro, ho visto. È incredibile come tu inconsciamente abbia capito le mie nuove vesti, ma non voglia renderti conto che il tuo flutto purtroppo attorno da mesi e mesi è finito. Papà è già a dormire, gli ho sfiorato i capelli prima di vederlo addormentarsi. Hai gli occhi spenti, mamma, come te. Il profumo del caffè mi tocca e mi accarezza. Quanto mi manca casa. Casa in cui noi 4 sempre assieme eravamo felici e spensierati. Casa dove ti arrabbiavi perché per quel compito avevo studiato troppo poco, perché quando facevo la pizza riempivo di farina cucina e capelli, perché non sistemavo le mie cose, perché correvo veloce a sentirvi il rombo della mia macchina da distante, perché fumavo troppo, perché ti stropicciavo la piega. Pagherei per tornare a sentire anche un tuo singolo rimprovero. Ma l'amore, mamma, quello vero, con la A maiuscola, non si compra, lo sai bene. Le attenzioni non si comprano e allora l'unico modo è sapersele guadagnare, con la fatica, con il sudore. E ti prometto, mamma, che ci riuscirò. Si torna sempre dove si è stati bene e tu, mamma, tornerai da me. Ciao Mattia, in bocca al lupo a tutta la famiglia Michelin Battistetti.